Buongiorno, buon mercoledì, rieccoci in diretta insieme anche oggi fino alle 14:30 con gli aggiornamenti naturalmente legati al Covid e poi la cronaca e la politica. Vi racconteremo quello che sta accadendo sul fronte proprio coronavirus con i dati aggiornati relativi a quel focolaio individuato nel Chioggiotto a Isola Verde all'interno di un campus sportivo estivo. Ci sono insomma gli ultimi dati aggiornati da parte dell'USL 6 Euganea, ci racconterà tutto la nostra poi Anna Maria Parisi più tardi proprio per fare il punto. Anna Maria Parisi che insieme a Sandro Ponchio si trovano proprio ad Isola Verde perché da questa mattina alle 10:30 è attivo il camper voluto dal governatore Zaia in accordo con il direttore generale Contato per mettere a disposizione di tutti coloro che lo volessero i tamponi, i test di terza generazione per individuare ulteriori casi di positività, ma soprattutto per permettere poi quella sequenziazione che è necessaria per individuare la presenza delle varianti e in primis della variante Delta. Ieri una donna a Padova ricoverata in terapia intensiva proprio per variante Delta, è emerso che la donna non era vaccinata, certo è che preoccupa l'Italia, preoccupa il resto d'Europa e non solo, sappiamo dei lockdown che sono stati decisi ad esempio in Australia e quindi l'attenzione in questo momento della comunità scientifica è puntata proprio sulla variante Delta, si spinge sul fronte della campagna vaccinale, risultata essere l'unico modo per fronteggiare anche la variante. Sappiamo come la doppia dose sia efficace, abbia una percentuale molto elevata di efficacia anche proprio contro la variante Delta e su questo fronte proprio delle vaccinazioni è intervenuto il ministro della Salute Speranza, oggi presente ad un convegno, ha fatto un bilancio dicendo i dati delle ultime settimane hanno segnato un importante miglioramento, sono frutto di una campagna di vaccinazione molto positiva in cui continuiamo a fare 500.000 dosi al giorno e abbiamo avuto oltre 51 milioni di dosi somministrate. Tuttavia, ha continuato il ministro Speranza, la priorità delle prossime settimane sarà ancora la lotta contro il Covid, perché è vero che siamo in condizioni molto migliori rispetto a qualche settimana fa, ma non possiamo considerare chiusa la partita, dobbiamo coltivare il percorso di gradualità iniziato lo scorso 26 aprile. Dunque si continua, intanto in tutta la regione Veneto si è iniziato ieri con i tamponi, i test a tappeto, quei 30.000 test al giorno che il governatore Zaia ha chiesto ai direttori generali delle USL Venete per proprio individuare le positività, individuare eventuali varianti e arginare il più possibile per evitare focolai, cluster più estesi. Questo dunque il punto, la fotografia che andremo appunto poi ad approfondire più tardi con Anna Maria Parisi proprio da Isola Verde. Là dove è partito questo nuovo focolaio e dove oggi è arrivato il camper per questi test di terza generazione. Per quanto riguarda poi altre notizie della giornata, vi diamo conto di una nuova ondata di maltempo che ha interessato ieri diverse zone del Veneto, particolarmente colpita la Marca Trevigiana con una serie di interventi che hanno visto i vigili del fuoco impegnati tra le 21 e la mezzanotte di ieri sera. Di strana ad esempio 2 alberi caduti in strada. Vediamo anche le foto proprio della grandine, delle grandinata che ha interessato diverse zone della Marca Trevigiana con chicchi di grandine. Se la regia mi manda in onda la foto che vedo adesso del chicco di grandine significativo, grande quanto una moneta, che appunto ha interessato diverse zone. Poi eccola qui la foto per capire
capire di che grandinata stiamo parlando. Abbiamo detto a Distrana 2 alberi caduti, a Zero Branco un pioppo è caduto e si è poggiato sui cavi della luce provocando delle scintille. A Paese 5 gli alberi caduti a terra, a Quinto l'intervento dei Vigili del Fuoco per il taglio di una pianta pericolante, a Ponte di Piave un palo del telefono pericolante è stato messo in sicurezza sempre appunto dai Vigili del Fuoco, e questo era l'aggiornamento sul fronte maltempo. Oggi attesa l'autopsia, questa mattina è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Elisa Campeol, la giovane barista uccisa almeno con una ventina di coltellate la scorsa settimana mentre prendeva il sole lungo il Piave a Moriago della Battaglia. Si attendono importanti risposte dall'esame autoptico. Quando avremo aggiornamenti ve li daremo naturalmente nel corso di questa diretta. E adesso vado subito a collegarmi e a salutare il mio primo ospite, Andrea Martella, coordinatore del Partito Democratico. Buongiorno e ben ritrovato, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora io partirei subito da qui, ovvero da questo efferato omicidio che si è registrato la settimana scorsa nella Marca Trevigiana. Al di là di quelli che poi saranno gli sviluppi delle indagini, quello che questo omicidio ha sollevato ha aperto una discussione intorno all'assistenza alle persone con disturbi psichici, ha aperto un mondo su quella che è la salute mentale. Proprio nei giorni scorsi anche il ministro Speranza era intervenuto ad un convegno dedicato proprio alla salute mentale, parlando di come l'impegno del governo sia di fare di questa problematica una priorità e dando la promessa, mettendo il suo impegno per trovare anche risorse da dedicare a questo settore. Molti chiedono una revisione del sistema, che venga rivisto il sistema che ruota intorno a queste malattie. Qual è l'impegno della politica e dell'esecutivo in particolare su questo problema? Ma innanzitutto io credo che di fronte a tragedie come queste si debba avere il massimo rispetto per le famiglie che sono state coinvolte e avere la consapevolezza che la cronaca torna a far emergere un problema reale, il problema reale che è sempre stato sottovalutato, che è quello della solitudine delle famiglie di fronte ai problemi della salute mentale. Per questo che giustamente il governo ha ribadito nei giorni scorsi un'attenzione che deve essere ulteriormente consolidata verso questo tipo di problemi con adeguate risorse. E però vorrei anche dire che non penso sia opportuno rimettere in discussione la legge Basaglia. La legge Basaglia è una legge di civiltà, rimane una legge di civiltà. Quello che va affrontato è il tema del potenziamento dei servizi per prendersi carico di chi soffre di problemi psichici. Come ho detto, il Ministero della Salute è intervenuto con un'importante riflessione su questo tema una volta la settimana scorsa. Va ribadito un principio che non è quello della ghettizzazione, nemmeno un principio di chiusura, però va ribadita anche la necessità di potenziare i servizi territoriali che siano messi nelle condizioni di potersi prendere cura delle persone con problemi psichici. Purtroppo dobbiamo avere la consapevolezza che non sempre sono stati potenziati in maniera sufficiente questi servizi anche nella nostra regione, che è una delle regioni che investe meno in tal proposito e che investe sicuramente la metà dell'Emilia Romagna, e in Italia meno del Veneto c'è solo la Basilicata, e questo ovviamente non va bene. E si tratta invece di investire risorse sui dipartimenti per la salute mentale, sui medici, psicologi, su la riabilitazione psichiatrica e sugli assistenti sociali. Questo è quello che è necessario fare, lo dico senza polemiche, ma nella consapevolezza che il lockdown e quanto abbiamo passato in questo periodo ha aggravato questi problemi e che oggi noi per riprendere dobbiamo farci carico anche di questi problemi che riguardano la salute mentale delle persone.
Quindi a rafforzare quella che è la rete anche delle istituzioni, dei soggetti coinvolti, a partire da chi è più vicino alla persona che soffre, arrivando poi alle istituzioni. Rivedere questo sistema, cioè creare questa rete di solidarietà, diciamo così, fondamentale per stare accanto alla persona che soffre e alla sua famiglia. Assolutamente così, quindi ci vogliono risorse necessarie per potenziare questi servizi, nella consapevolezza che quando fu fatta la legge Basaglia fu fatta con l'obiettivo di potenziare questi servizi territoriali, i dipartimenti di salute mentale, e anche di stare accanto alle famiglie che, come lei ha giustamente ricordato, sono poi la prima cellula alla quale appartengono queste persone o con le quali sono più a contatto queste persone. E quindi si tratta di procedere a una, come dire, capacità di riabilitazione, di inserimento, e per farlo ci vogliono psichiatri, psicologi, tecnici che possono aiutare queste persone e aiutare le loro famiglie. Per farlo ci vogliono risorse, queste risorse devono essere investite dallo Stato e poi naturalmente dalle regioni con le risorse che per la sanità ricevono dallo Stato. Passiamo a un altro tema di cui abbiamo parlato proprio di inizio diretta, è quello della variante Delta che spaventa, preoccupa. Abbiamo appunto un focolaio nel veneziano che arriva proprio nella prima settimana, nei primi giorni in cui è venuto meno l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, e adesso tanti si chiedono quanto durerà questa ritrovata libertà e se si tornerà ad indossare in via precauzionale, proprio anche per arginare questo diffondersi della variante, si tornerà ad indossare i dispositivi di protezione anche all'aperto, mentre resta, lo ricordiamo, l'obbligo di tutti gli ambienti chiusi. Credo che dobbiamo dirci che nel corso di questo periodo abbiamo fatto grandi passi in avanti con la campagna vaccinale e con diciamo una progressiva fuoriuscita dal periodo più duro che abbiamo vissuto a seguito della pandemia. Però dobbiamo avere anche la consapevolezza che tutto questo non è ancora finito e quindi ci vuole la massima prudenza anche in relazione alle varianti che, come lei ha detto, possono colpire anche aree, territori anche vicini a noi, e dobbiamo impedire che questo determini una nuova diffusione del virus. Quindi è vero che dai giorni scorsi non usiamo più le mascherine, ma dobbiamo anche ricordarci che le mascherine possono non essere usate all'esterno, però devono essere usate quando ci sono assembramenti, devono essere usate nei luoghi chiusi, e vedo anche che ci sono molte persone che continuano a indossarle anche all'aperto, e anch'io in questi giorni continuo ad indossarla, ad averla con me. Penso che sia un principio di responsabilità nei nostri comportamenti che riguarda noi e che riguarda anche le altre persone, a tutela della salute di tutti. Certo, è un fatto positivo che siamo tornati a vederci anche senza mascherina, a sorriderci all'aperto. È un bel risultato del contenimento dei contagi, però ancora attenzione, cautela e prudenza per evitare di dover avere degli ulteriori periodi difficili. Diciamo che probabilmente c'è anche una maggiore responsabilità e consapevolezza nei cittadini rispetto a quello che poteva essere qualche mese fa, una consapevolezza che deve passare anche attraverso la vaccinazione. Sappiamo non essere obbligatoria, però sappiamo quanto sia l'unica arma che abbiamo in questo momento contro il virus, contro le varianti, e anche la responsabilità di completare il ciclo vaccinale. Sappiamo che spesso ci sono dei casi di cittadini che non si presentano all'appuntamento, ce l'aveva detto anche il direttore generale dell'USL 2 qualche giorno fa. Ci sono stati casi di cittadini che non si sono presentati, vuoi perché magari dovevano andare in vacanza, vuoi spaventati per questo alternarsi di informazioni, di notizie che ci sono sui vaccini. È fondamentale anche da questo punto di vista la responsabilità di tutti noi. Assolutamente sì, anzi io credo che da parte di tutti quanti noi che abbiamo un qualche ruolo pubblico, da voi, le istituzioni, i politici, vada fatto un ulteriore appello affinché tutti i cittadini
vadano a vaccinarsi, e purtroppo ci sono ancora molte aree grigie e vaccinazioni che non sono state fatte, mentre sappiamo che quella della vaccinazione è l'unica arma che noi abbiamo realmente per combattere il virus, per combattere le sue varianti, per contenere il contagio. Diciamo che è un fatto positivo che si possa riprendere una vita normale, la si sta riprendendo dal punto di vista anche sociale, le attività produttive stanno ripartendo, ci potrà essere una ripresa, di fronte a noi abbiamo risorse europee che verranno messe a disposizione, e però tutto questo non potrà avverarsi se non ci sarà lo stop alla pandemia, e perché questo possa avvenire è necessario che tutti si vaccinino per la prima e per la seconda dose, si completi il ciclo vaccinale. Peraltro sarà anche possibile avere il Green Pass, cioè questo certificato verde che potrà permettere alle persone di circolare, ma perché questo possa avvenire bisogna che si dia un ulteriore impulso alla campagna di vaccinazione. Quindi continuiamo a dirlo: cittadini, vaccinatevi, si vaccinino a cominciare dai più fragili che ancora non l'hanno fatto, ma ormai si possono vaccinare le persone di tutte le fasce di età, e questo consentirebbe di dare alla nostra campagna di vaccinazione un'efficacia ancora più grande. Anche perché c'è un tessuto economico, imprenditoriale che di certo non ha bisogno di nuovi stop, di nuove chiusure, ha bisogno di continuare per recuperare quanto perso nei mesi scorsi. La sfida è proprio quella del prossimo autunno. C'è su questa realtà incombe però il problema legato al costo delle materie prime. Ne abbiamo parlato spesso nel corso delle nostre dirette con le varie categorie interessate. È un tema molto forte, molto importante, che interessa le aziende, interessa il pubblico cittadino, il privato cittadino, interessa il settore pubblico. Cosa fare per mettere mano a questa problematica che si fa sempre più pesante? Abbiamo parlato di incrementi, ci hanno raccontato incrementi delle materie prime anche del 100%, anche oltre a volte. Guardi, mi faccia dire innanzitutto, a proposito della ripresa economica a cui lei ha giustamente fatto riferimento, che noi dobbiamo fare di tutto perché questa ripresa con il mese di autunno, con il periodo autunnale, possa avvenire, e quindi insomma anche in queste ore sono state approvate altri importanti provvedimenti. Uno verrà approvato oggi pomeriggio, questo decreto riguardo ai licenziamenti, alle casse integrazioni, che darà quindi altro respiro alle imprese e ai lavoratori affinché non si scarichi poi su una situazione di crisi sociale e occupazionale l'esito della pandemia. Inoltre in questo periodo sono in approvazione il decreto Sostegni bis con altre misure anche a favore dell'impresa che possono determinare questa politica, questa fase di rilancio della nostra economia, e noi sappiamo quanto sia necessaria. Naturalmente questo tema che lei ha posto, quello dell'aumento delle materie prime, è un tema reale, visto che è stato denunciato dal Presidente anche di Conf Artigianato Imprese, e quindi è un tema che dovrà essere affrontato a livello nazionale ma anche a livello europeo, e noi ci siamo impegnati su questo e stiamo monitorando la situazione affinché l'andamento dei prezzi delle materie prime dei singoli stati non abbia elementi speculativi, perché questi sarebbero dei fattori che possono determinare appunto quell'andamento, il rialzo assolutamente insostenibile, che sarebbe difficilissimo con la ripresa che pure deve essere fatta. E siccome stanno colpendo i settori della metallurgia, del legno, della gomma, delle materie plastiche, dei prodotti in metallo e delle apparecchiature elettriche, bisogna
sicuramente fare fronte a questa situazione per evitare danni peggiori, e noi stiamo intervenendo sia a livello nazionale che a livello europeo perché si fermino queste azioni speculative e possa essere calmierato, diciamo, l'andamento dei prezzi affinché non ci siano impennate che rischiano di mettere in discussione la ripresa. Ce lo auguriamo. Io devo farle un'ultima domanda prettamente politica legata, insomma, oggi tutte le prime pagine dei giornali riportano quello che sta accadendo all'interno del Movimento 5 Stelle. Adesso qualcuno si chiede: questo governo riuscirà ad andare avanti nonostante appunto questa problematica interna ai 5 Stelle? Ma io credo che riuscirà ad andare avanti. Questo è un governo che, quando si è fatto perché necessario per affrontare l'emergenza sanitaria e per permettere al nostro Paese di attivare le risorse a livello europeo. Si è fatto con una base più larga e naturalmente con un livello di coesione qualche volta difficile, perché si tratta di forze politiche diverse, però che garantiscono una maggioranza parlamentare che consente al Premier Draghi di assumere scelte e di affrontarle in maniera seria, come si sta facendo in questo periodo. Credo che quello che sta succedendo nel Movimento 5 Stelle sia comunque complicato per il sistema politico del nostro Paese. Io devo essere sincero, speravo che il tentativo di Conte potesse dare un esito positivo, e cioè che attorno a lui si potesse aggregare il movimento in una ipotesi anche diciamo di un movimento riformista, democratico, che guarda al centro-sinistra come propria collocazione. Così non è avvenuto. Vediamo se nei prossimi giorni ci sarà spazio per una ripresa, però in questo momento nella politica italiana serve capacità di coesione, di tenere insieme le forze, e quindi mi auguro che nulla vada disperso e diciamo che questo, mi auguro, non abbia incidenze, di questo sono abbastanza sicuro, sul governo, ma che questa situazione possa essere recuperata anche per diciamo, il sistema politico e le alleanze del nostro Paese, in una chiave di un Movimento 5 Stelle che grazie a Conte avrebbe potuto compiere quel passo definitivo verso un movimento democratico ed europeista. Vediamo quale sarà l'evoluzione nelle prossime ore. Però sappiamo che sono tempi difficili per tutti, sono tempi, la nascita di questo governo ha chiamato un po' tutte le forze politiche a ripensarsi, e questo sta succedendo anche a destra, anche nel centrodestra. La discussione all'interno tra la Lega, Forza Italia e gli altri è evidentissima, e credo che questo periodo servirà anche per dare al nostro sistema politico un assetto diverso, in cui mi auguro le forze democratiche e riformiste possano essere prevalenti. Grazie davvero ad Andrea Martella, coordinatore del Partito Democratico, grazie davvero per questo focus a 360 gradi, buon lavoro e a risentirci a presto. Grazie a voi, a presto. Grazie ad Andrea Martella. Adesso noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma poi torniamo in diretta per tutti gli aggiornamenti, cronaca e non solo. Rieccoci in diretta. Vi ricordo che più tardi andremo ad Isola Verde, dove è stato registrato questo nuovo focolaio legato alla variante Delta, insieme alla nostra Anna Maria Parisi e a Sandro Ponchio, perché oggi lì nei pressi della struttura è arrivato il camper voluto dal governatore Zaia per mettere a disposizione dei cittadini test di terza generazione per individuare nuove, ulteriori positività, ma soprattutto per arginare un'eventuale presenza di altra variante Delta che sta preoccupando, spaventando l'Italia, ma non solo. E adesso parliamo di un altro tema, di un altro problema che in qualche modo si era arrestato durante il lockdown. Ne avevamo parlato anche durante i nostri telegiornali di come quella fosse stata un po' la fotografia, l'emblema delle chiusure, dello stop
stop, che aveva fermato anche l'azione dei ladri, che poi però purtroppo sono tornati a colpire, stanno tornando a colpire in modo trasversale tante le province, le città colpite da questa problematica, e ne parliamo con chi di furti se ne intende, perché sulla pagina, su quella che era inizialmente nata come una pagina Facebook, che poi man mano nel corso del tempo è cresciuta sempre di più, diventando poi una vera e propria associazione che è il polso di quella che è la situazione sul fronte furti nella Marca trevigiana, ma non solo, perché ormai si è allargata anche ad altre province venete. Saluto Cristian Demma, presidente proprio dell'associazione Furti in Corso. Buongiorno e ben ritrovato. Non la sento, non so se sia un problema nostro, un problema... Eccomi qua. Eccoci qua, perfetto. Adesso oltre a vederla la sentiamo anche. Allora, io ho parlato di quella che era nata come una pagina Facebook, che continua ad essere una pagina Facebook, che è quel contenitore che raccoglie le segnalazioni dei cittadini, diventa così anche un passaparola per mettere proprio in guardia anche i cittadini, chi risiede in determinate zone, ma anche per mantenere alta l'attenzione, per far capire che il problema esiste e c'è. Anche noi ce ne siamo occupati domenica scorsa, proprio grazie ad una segnalazione vista su Furti in Corso, e la testimonianza di quella mamma e di quella figlia che si sono ritrovate i ladri in casa di notte mentre loro stavano dormendo. Loro sono entrati nella stanza, se ne sono rese conto perché hanno poi trovato i cassetti dei comodini delle loro camere buttati in giardino. Fortunatamente non si sono svegliate, altrimenti non si sa che cosa poteva accadere. E anche l'altro giorno un'altra segnalazione, sempre in quella zona di Olmi di San Biagio di Callalta, un'altra volta ladri in casa mentre i proprietari stavano dormendo. Quello che preoccupa, al di là, oltre al fatto di vedersi portare via i propri beni, effetti personali, quella signora ci raccontava, gli sono state rubate le medaglie al valore del marito, è il fatto che ormai non c'è più l'attenzione alla presenza o meno delle persone in casa. Ladri sempre più spregiudicati, pronti proprio ad entrare quando nell'abitazione ci sono i proprietari che magari si trovano al piano terra e loro intervengono al primo piano, o proprio anche con i marito e moglie o madre e figlia nella stessa stanza. Non c'è più paura di nulla? No, non hanno di fondo più paura di nulla, perché io tempo fa avevo detto: quando finirà questo lockdown e blocco vedremo un picco di nuovo di escalation, perché devono, scusate il termine, ma alla fine così rifarsi dei mancati furti che hanno avuto, no? E quindi in realtà cosa sta succedendo? Sta succedendo che in questo momento non gli sta interessando nulla se le persone sono in casa o meno, approfittando di cosa? Del caldo, perché si tengono le finestre aperte, ci sono magari climatizzatori che vanno e magari anche un po' rumorosi, quindi con la TV accesa e tutto possono fare i comodi loro al piano superiore, come dicevi giustamente tu, mentre sono giù che guardo la TV o viceversa. Il fatto poi però che io continuo a dire anche nel social, dove oltretutto vedo anche molta rabbia delle persone, è cosa? Il fatto che comunque uno si sente sì derubato di effetti personali che ricordano molto dei sentimenti con delle persone, ma in realtà ci si trova in una situazione in cui mi sveglio e vedo che hanno rovistato in fianco a me, e io che poi ho parlato direttamente con tutte queste persone, ma non solo adesso, anche negli anni, e anche a chi è capitato, ahimè, come anche a me, e la cosa dà assolutamente più fastidio di quello che si pensa. Tu arrivi a casa, vedi la porta rotta, ti hanno rubato, è un tipo di furto. Ti svegli e ti vedi rovistato perfino praticamente nel cassetto a 10 centimetri, è un'altra cosa. E sono delle situazioni in cui non è da sottovalutare il trauma che crea, perché ci vuole molto tempo. Ieri parlavo con una persona dicendo: cerca di andare avanti, e però ci vorrà molto tempo, bisogna stare un attimo tranquilli, e ci vuole anche delle persone. Io in questo momento mi sto dedicando, io e un paio di miei collaboratori, di sentire al telefono queste persone quotidianamente per sentire come va, come stai, come ti senti, in maniera da farle sentire comunque con una vicinanza, perché è un trauma molto importante.
Quindi bisogna stare attenti in questo periodo perché ne stanno un pochino approfittando, case con le vacanze, si va via, si sta via dalla mattina alla sera, si torna anche poi il giorno dopo. Quindi è molto importante riprendere le sane abitudini che avevamo prima del lockdown, di chiudere tutto, attivare l'allarme, le luci accese, qualcosa che si accenda anche da solo. Io mi permetto, scusate, ma anche banalmente il vicino che vi viene a prendere la posta per non far vedere che la posta è ferma lì, perché è un indice che la casa in quel momento non è abitata e non c'è nessuno che se ne occupa, no? Quindi queste piccole accortezze che possono aiutare molto. Un contraccolpo psicologico non da poco, lei giustamente lo ha detto, e come lei ha sottolineato, spesso il social, la vostra pagina Facebook non è solo il contenitore delle segnalazioni ma anche dello sfogo della gente, spesso sfogo che rischia anche di degenerare in una violenza fai da te che voi condannate sempre, sulla quale lei ci tiene molto a puntualizzare su quello che deve essere il comportamento dei cittadini. Sì, io su questo chi mi segue lo sa, a volte sono anche forse più tremendo di quello che è, nel senso che non posso tollerare. Allora, faccio un piccolo nel senso che chi ha subito un furto, nell'immediato, ieri ho fatto un post proprio di questo, nell'immediata vicinanza dell'aver subito un furto scatta una rabbia, una delusione, un qualcosa che a livello di sentimenti è molto forte, no? E quindi ci sta che io in casa mi sfogo, mi arrabbio, faccio anche un pianto, è capitato a tutti perché quando spariscono delle cose ci si vede distrutti, teniamo conto anche, scusate, dei danni che vengono fatti, che poi vanno anche pagati quei danni, a tutte delle cose che danno fastidio. Però poi io dico sempre attenzione nei social, no? Perché lo sfogo nei social cosa porta? Porta una specie di lotta interna tra di noi, no? C'è l'arrabbiatura, ma io anche ieri ho ripreso delle persone, no? Perché scusami, ma è una cosa a cui tengo, no? Dove sono le forze dell'ordine? Dove sono? Ci sono, è solo che non si può pensare che ci sia una macchina per ogni casa e per ogni abitazione. È impensabile pensarlo. Cioè, ovvio che nel momento di sfogo ci sta, che ti viene da dire, però poi devi anche a mente fredda ragionare che non abbiamo migliaia di forze dell'ordine. Abbiamo in questo momento delle forze dell'ordine che vanno a destra e a sinistra continuamente tutta la notte, non si sono mai fermate nel lockdown, erano sempre presenti e via. Però non si può pretendere questo. E cosa succede? Che si arrabbiano, esagerano con delle parole, io devo arrivare subito a prendere, e poi si esagera con allora la prossima volta ci penso io e allora mi arrangio da solo. Allora io dico state molto all'occhio, perché la giustizia fai da te è assolutamente una cosa che non sta né in cielo né in terra. Poco tempo fa c'era un allarme che io ho lanciato perché molte persone mi chiedevano come si può acquistare un'arma, cosa posso farmi porto d'armi e via, e io già lì ho detto lasciate stare, non fatelo, perché è più un problema avere un'arma in casa che altro, perché poi alla fine bisogna ricordarsi che quell'arma, se me la portano via, se ho una dimenticanza, può fare del male a me, ai miei familiari, o comunque anche farmi passare dei guai. Quindi la giustizia fai da te non deve essere. Su questo concordo pienamente con quello che si dice spesso, che dice la prefettura, dice la questura e i carabinieri, perché è una cosa ma una cosa molto importante è di fare, scusate che continuo sempre a dirlo ma sembra che ogni volta ci si dimentichi, di fare le denunce. Perché se noi non denunciamo nessuno di questi fatti, o semplicemente anche il tentato furto, va a finire che poi ci troviamo con la provincia più virtuosa, con il paradiso terrestre, e poi in realtà però vediamo che la percezione, per carità, siamo una provincia molto più sicura di altre, per fortuna, però abbiamo anche noi i nostri bei casi. Basta guardare anche in questi giorni cosa è successo anche zona Bosso del Grappa, cose del genere, insomma, che ha dovuto anche far intervenire la prefettura proprio perché c'era un paio di furti al giorno. Quindi la prefettura ha risposto subito, perché alla fine è sempre attentissima, ma in realtà la rabbia poi dei social è ovunque, su tutti i gruppi. Quindi richiamiamoci un po' tutti all'ordine, che non guasta mai. C'è un altro fenomeno che voi avete in qualche modo attenzionato, che è quello delle baby gang, o comunque insomma atti anche o vandalici o comunque scorribande di giovanissimi in varie piazze, zone della provincia. Spesse volte queste dinamiche vengono parallelamente messe a confronto, o comunque è un ragionamento che si aggancia al periodo del lockdown e quindi a tutte quelle che sono state le ristrettezze che hanno visto in primis i più giovani proprio costretti a subire quelle che sono state le chiusure, e quindi visto
visto come una sorta, passatemi il termine, tra virgolette, assolutamente inopportuno, però uno sfogo che degenera poi in atteggiamenti del genere. Però per i cittadini che li subiscono sono problemi molto molto pesanti da affrontare. Certo, allora noi ci siamo occupati appunto di qualche, chiamiamola baby gang, perché in realtà è un po' giusto anche chiamarla così, in varie città, perché è una cosa che c'è da tempo in varie cittadine della provincia. Posso anche dire che in realtà c'è sempre stata, no? Perché alla fine si parlava anche poco tempo fa con dei ragazzi della questura che le baby gang più o meno ci sono sempre state. Oggi però c'è una piccola escalation anche di questo, perché chiamiamola la noia del lockdown ha fatto sì che dei ragazzi inizino a fare delle cose forse anche senza pensare alle conseguenze di quello, no? Pensando che vabbè è una bravata, ma quella bravata considerata tale non è una bravata per delle persone che magari devono o pagarsi dei danni per ripulire i danni fatti, o anche comunque chiamiamolo allarme sociale che viene fatto, no? Basti pensare quei video che vengono fatti per le canzoni, che anche se ne era occupato il sindaco Mario Conte per Treviso, o comunque ci sono state anche qui a Roncade e via. Sono dei video alla fine fatti di canzoni, no? Solo che sono fatti con un qualcosa che crea allarme sociale, un allarme sociale abbastanza serio e importante, che alla fine porta solo a danni. Quindi è un qualcosa che sta crescendo e che bisogna attenzionare, e non bisogna, diciamo, scusate il termine, scusare dicendo che comunque è perché erano annoiati, perché li abbiamo bloccati in casa, perché sono dei ragazzi che vanno presi in disparte, gli va spiegato con calma, ci sono tantissimi strumenti e vanno redarguiti, perché sennò questi ragazzi diventeranno degli adulti, e se gli facciamo passare la cosa che va ben tutto, la cosa diventa più grave, perché ci troveremo fra 2, 3, 4 anni un problema in casa non da poco. Furti in corso, siete sempre stati protagonisti, non semplicemente solo, seppur molto importante, con questa pagina Facebook, con questa opportunità da parte dei cittadini di segnalare e di portare all'attenzione situazioni di pericolosità e mettere in guardia quindi anche chi risiede in quelle zone, ma anche con una serie di iniziative. Noi vi abbiamo conosciuti ormai da anni che seguiamo la vostra pagina e che cerchiamo insieme a voi di mantenere alta l'attenzione sul fenomeno dei furti con quell'iniziativa della vigilanza autofinanziata. Però poi avete organizzato anche incontri pubblici, assemblee, che poi a causa del lockdown e della pandemia si è dovuto in qualche modo rivedere come organizzazione. Che progetti futuri avete per sensibilizzare i cittadini e per mantenere alta l'attenzione su questa problematica? Beh, allora, innanzitutto rimane sempre il canale social ormai veramente seguitissimo, perché io che faccio anche da admin vedo che veramente sono migliaia di persone che visualizzano i post che noi mettiamo, quindi è una buona cosa, perché come ho detto sempre io è un bel tantam dove tutti quanti possono incontrarsi in una piccola piazza virtuale e parlarsi. E noi ricominceremo sicuramente, sperando in questo diciamo zone bianche, a fare delle serate, perché ce lo stanno chiedendo tantissimi. Però è anche vero che adesso ci siamo ormai organizzati e a breve usciremo con delle riunioni virtuali, questi famosi webinar, che sono null'altro che delle riunioni dove si può intervenire tranquillamente o via Facebook o con altre piattaforme, dove andremo comunque a dare sempre i nostri buoni consigli, con sempre degli ospiti, come c'era l'altra volta al Presidente dell'Associazione Polizia di Stato, come possono essere altri. Adesso chiederemo anche partecipazione di qualcun altro per aggiungere informazioni, e faremo anche queste giornate su Facebook, queste serate, dove si parlerà sia di furti e come prevenirli, e anche perché noi ci occupiamo anche, ricordiamoci, di truffe, raggiri e quant'altro. Ieri sera ci siamo scambiati anche dei messaggi con il sindaco Conte, che è estremamente, con l'amministrazione di Treviso, che è estremamente attento a queste cose, che hanno fatto quei bellissimi video per le truffe agli anziani, dove anche noi daremo il contributo per farli visionare molto nella nostra pagina, per capirsi, Facebook, il nostro gruppo.
Comune di Treviso molto attento. Con gli altri sindaci come va il rapporto, il colloquio, diciamo, di una collaborazione reciproca, senza fare nomi di sindaci, ma in generale c'è un'apertura nei vostri confronti, c'è ancora, forse un termine troppo forte, diffidenza, ma si fa fatica ad interfacciarsi con alcuni primi cittadini? Allora, rimane sempre, io dico sempre, un'apertura a singhiozzo, no? Ci sono dei momenti in cui ci accettano a braccia aperte, dei momenti che sembra che facciamo un po' di ansia e paura, semplicemente perché io ormai l'ho capito e mi prendo anche la responsabilità di quello che dico, e dà un po' comunque ansia vedere su una pubblica piazza tutti i furti insieme, no? Perché è una cosa che in realtà non era mai successa, ma deve essere presa per quello che è, nel senso è un aiuto a tutti per rendersi conto di cosa c'è, quindi il sindaco per rendersi conto nel suo territorio cosa succede e soprattutto anche per sentire cosa dicono i cittadini ed essere ancora più vicini. Quindi qualche sindaco lo ha capito e ne sta facendo tesoro, perché poi, ripeto, noi siamo completamente al di fuori di tutte le battute politiche o meno, quindi questa è una nostra forza. Qualsiasi sindaco che è ancora un po' diffidente, ma io dico sempre, e da anni che lo dico, le porte sono assolutamente aperte. Abbiamo quindi una parte che ci vuole un gran bene e ci chiama costantemente per essere attenzionata alla cosa, altri che un po' meno, ma alla fine noi andiamo avanti lo stesso. Quindi gestendo una pagina di 19.000 persone con un'associazione abbastanza presente nel territorio, è normale che, e qui non mi riferisco ai sindaci, attenzione, mi riferisco alle persone anche comuni, è normale che non si può essere simpatici a tutti, mancherebbe altro, sarebbe un po' una presunzione eccessiva, però è anche vero che è ovvio che lo scopo che noi abbiamo come associazione non è altro quello di vivere più sereni e far vivere anche i nostri figli più avanti molto più serenamente e poterli lasciare, io dico sempre, a casa da soli, no? Senza aver l'ansia che si trovino qualcuno che gli entri in casa o che provino a raggirarli. Quindi io continuo a fare il mio appello, noi ci siamo, quando vogliono rispondiamo immediatamente e quindi siamo a disposizione totale di tutte le istituzioni in generale, perché noi siamo solo la manovalanza, chiamiamola, no? Poi loro si danno sempre da fare su tutto, ma ci siamo anche noi e lo siamo volentieri a disposizione. Grazie a Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, e naturalmente buon lavoro e buona estate. Torneremo ad aggiornarci sperando di non dover commentare un'escalation di furti. Grazie davvero, a presto. Grazie. Buona giornata a tutti, grazie. Torniamo a parlare di Covid, di variante Delta. Come detto ieri c'è stato un caso, una donna ricoverata in terapia intensiva a Padova. Il sequenziamento ha permesso di dire che si trattava di variante Delta. Come detto, la donna non era vaccinata. Vediamo il servizio di ieri della nostra redazione di Padova e poi su questo facciamo un aggiornamento con gli ultimi dati dell'USL 6 Euganea. La persona che è stata ricoverata appunto ieri in terapia intensiva stiamo sequenziando, ma è ancora in corso l'esame, però c'è un orientamento verso la Delta. Il sequenziamento, dopo poche ore, ha confermato che la variante Delta, la più temuta, è entrata in azienda ospedaliera a Padova. Lo fa con il ricovero di una 49enne italiana e non vaccinata, direttamente in terapia intensiva. Nello stesso reparto sono ricoverate 2 donne. Oltre alla 49enne c'è da venerdì una 32enne contagiata dalla variante Gamma, quella brasiliana, e collegabile al cluster di un condominio in Arcella. Però è un segnale anche questo arrivo in terapia intensiva che ci sta a dire ancora una volta sì, insomma, il virus sta circolando, insomma, ecco. E quindi ancora una volta il messaggio è un messaggio di attenzione agli assembramenti, di attenzione al rispetto del distanziamento, di attenzione all'uso della mascherina. 3 sono invece i ricoverati in area non critica all'ospedale di Padova. Uno di questi è stato vaccinato con una dose di Pfizer una decina di giorni fa, mentre l'altro ha ricevuto un ciclo completo di Sinovac, il vaccino cinese, ad aprile. La guardia deve restare alta, ha sottolineato il direttore generale, anche se l'incidenza di contagi su 100.000 abitanti è scesa in una settimana da 9 a 6. È opportuno veramente sviluppare il ciclo completo, cioè una dose di vaccino, non sembra essere sufficiente a proteggere
del tutto nei confronti della variante Delta. Quindi è opportuno fare il ciclo completo affinché quella protezione che abbiamo ormai assodata sulla variante Alfa e sulla variante Gamma, quindi inglese e brasiliana, possa esserci anche per quanto riguarda la variante Delta. E in merito al caso della donna con variante Delta ricoverata in terapia intensiva, l'aggiornamento dell'USL 6 spiega che anche il marito e il figlio sono risultati positivi. Adesso è in corso il tracciamento tra i contatti stretti della donna sia in ambito familiare che in ambito lavorativo. Restando nella provincia di Padova, ne abbiamo parlato ieri nel nostro telegiornale di un altro cluster in un condominio all'Arcella. Sono 14 positivi, 40 i tamponi eseguiti, tutti residenti del Bangladesh. Questo è l'aggiornamento e poi naturalmente vi daremo anche conto dell'evolversi della situazione dell'altro cluster, dell'altro focolaio ad Isola Verde nel Chioggiotto all'interno di un campus sportivo estivo che ha coinvolto circa 14 persone tra bambini e adulti, e quindi faremo il punto anche su questo. Fondamentale, l'avete sentito dal direttore generale Dal Ben, fondamentale il ciclo vaccinale, fondamentale la vaccinazione e completarla nei tempi, nelle tempistiche previste, ovvero rispettando quello che è l'appuntamento che viene dato al momento della prima dose, viene dato l'appuntamento per il richiamo. Ecco, rispettare quelle tempistiche perché sono fondamentali per avere una copertura anticorpale che difenda anche dalla variante Delta. E allora, a proposito di vaccinazioni, guardiamo il bollettino aggiornato ad oggi alle vaccinazioni in Veneto nelle ultime 24 ore. Abbiamo 4.148.537 dosi somministrate con più 45.044 dosi nelle ultime 24 ore. Sul fronte prime dosi sono 2.643.198 i veneti che hanno ricevuto almeno la prima dose, con un incremento di 19.468 persone. 1.505.339 invece chi ha completato il ciclo vaccinale con un incremento di 25.576 unità. Per la percentuale di dosi somministrate su dosi fornite siamo al 92,7%. Per quanto riguarda poi la popolazione residente con almeno una dose pari al 54,5%, il 30,3% dei veneti invece ha completato il ciclo vaccinale. Anche un'occhiata a quelli che sono i dati per fascia d'età. Vediamo come gli over 80 siano ormai arrivati ad un 96,4% di prima dosi e 89% ha completato il ciclo vaccinale. Proseguendo poi vediamo la fascia dei 60-69 anni, che resta un po' la fascia quella su cui si punta, su cui si cerca di sensibilizzare maggiormente per una copertura, perché ancora c'è qualche mancanza. Ebbene, 60-69 anni, l'82% ha ricevuto almeno una dose, il 54,9% ha completato il ciclo vaccinale. Vediamo poi anche la fascia dei più giovani, dei giovanissimi, 12-19 anni, il 12,3% ha ricevuto una dose, lo 0,9% ha già completato il ciclo vaccinale. Si va avanti alla massima velocità per arrivare a quell'immunità di gregge che anche il commissario Figliuolo auspica poter raggiungere a febbraio. Ce lo auguriamo davvero tutti per lasciarci alle spalle i mesi peggiori di lotta al coronavirus. Mi ha raggiunto in studio, la ringrazio per essere con noi. Buongiorno all'assessore Gloria Tessarolo e assessore al sociale del Comune di Treviso. Buongiorno e ben ritrovata, assessore. Buongiorno, grazie per essere a tutti con noi. Allora, assessore, lo abbiamo visto tutti, il caldo è arrivato in modo molto forte e naturalmente sappiamo come la fascia dei più anziani sia quella che soffre maggiormente questo periodo dell'anno. Ogni anno il Comune di Treviso è in prima linea con un piano caldo proprio per andare incontro a quegli anziani, magari anche soli, e che magari non hanno all'interno della loro abitazione l'aria condizionata o comunque insomma un sistema per
per poter affrontare questa calura. In che modo è stato attivato quest'anno, Assessore? Sì, quest'anno abbiamo replicato l'esperienza dello scorso anno. Devo dire che la pandemia ci ha resi creativi, quindi abbiamo dovuto reinventare quelle che erano formule oramai consolidate in collaborazione con ISRA. Avevamo dei posti all'interno delle diverse residenze per anziani. Ovviamente per il secondo anno consecutivo non ce la siamo sentita e non era possibile introdurre persone, perché ovviamente il rischio è troppo elevato. Allora abbiamo lavorato sulle risorse che il Comune ha, sono risorse importanti e sono risorse territoriali, quindi nuovamente il centro ricreativo anziani di via Castello d'Amore, centro storico così si chiama, diventa il punto di riferimento dei cittadini. L'abbiamo scelto perché è la sede più grande in città, è una sede accessibile, per cui anche a chi avesse difficoltà motorie la sede è al piano terra, ha ampi locali, ampissimi, e ci consente di poter lavorare sia in un'area coperta che scoperta. Ha un ampio scoperto esterno con un giardino che è adesso completamente manutentato e ovviamente anche trattato, e tutti i locali interni con aria condizionata. È presente un servizio bar. Sappiamo che i centri anziani, dov'è la novità? I centri anziani sono accessibili per gli associati solitamente, quindi sono diversi in città di Treviso, ne abbiamo una decina dislocati in tutte le zone, in tutti i quartieri, però abbiamo aperto quindi anche in accordo con loro anche i non soci. Chiunque, sappiamo che il piano caldo, anche quello che è stato notificato la scorsa settimana dall'azienda sanitaria, andrebbe a coinvolgere il pubblico over 75, noi abbiamo confermato comunque la disponibilità dagli over 65, perché poi andiamo anche oltre alla pura necessità di rispondere a un'esigenza fisica e quindi di lavorare sulle temperature, ma ci piace lavorare sulla socialità. I centri ricreativi anziani quest'anno sono rimasti chiusi, sono tuttora chiusi, alcuni si stanno reinventando, diciamo stanno riavviando l'attività, quindi con un lavoro di segreteria. Per noi è importante far riacquistare la socialità ai nostri anziani, quindi abbiamo pensato comunque di tenere la fascia anche under 75, dai 65 anni in su, perché per noi il centro anziani è anche socialità, quindi diciamo così l'emergenza caldo è una scusa invece per stare insieme facendo delle attività, leggendo i giornali, giocando a carte, tutto ovviamente rispettando le discipline, quindi va fatta comunque un'iscrizione. Cioè bisogna prenotarsi il posto, non perché non ci siano posti, ma perché dobbiamo tenere un registro, l'accesso, c'è la misurazione della temperatura, l'utilizzo della mascherina all'interno, i locali comunque sono areati e c'è la possibilità ovviamente di stare insieme, di consumare al bar e di fare 4 chiacchiere in compagnia. Quindi per noi la socialità è il fulcro, poi la decliniamo anche con un'ottica sociale di salvaguardia sanitaria, che è quella ovviamente legata alle alte temperature di questi giorni. Restano ferme però le regole che conosciamo tutti: evitare l'esposizione nelle ore più calde, bere molto, ricordarsi di bere molto, bambini e anziani, ma fa bene anche a noi adulti, ecco, dobbiamo ricordarcelo anche noi, e ovviamente magari consumare maggiormente frutta, verdura, ma insomma non sono un medico, sono regole che ci ripetono ogni estate e che oramai dovrebbero far parte della nostra prassi quotidiana. Esatto, come tutte quelle misure che lei ha ricordato di prevenzione al contagio e che appunto vanno rispettate anche all'interno di questa realtà. Si parlava anche della possibilità di aprire a pranzo nel caso la calura dovesse aumentare, o comunque dare la possibilità anche di condividere il momento del pranzo per gli anziani all'interno in particolare del centro in via Castello d'Amore. È già sulla carta questo? È solamente un progetto che state valutando? Allora, il tema del pranzo è un tema spinoso per quanto riguarda il Covid, perché sappiamo che la somministrazione diventa complicata. Allora è chiaro che quel centro anziani ci dà la possibilità, e per questo è strategico, ci dà la possibilità di attivare una serie di servizi in più, perché abbiamo un'ampia cucina, una cucina di tutto rispetto, e quindi volendo si potrebbe anche sporzionare. Oggi la prudenza, diciamo, Covid non ce lo consente, però diciamo che è una formula estremamente flessibile, anche per questo l'abbiamo scelta, perché possiamo adattarla a quelle che sono le esigenze delle
richieste. Quindi oggi come oggi l'emergenza caldo partirà con questa formula nei pomeriggi, perché sono le ore più lunghe e più calde. Solitamente gli anziani al mattino magari hanno le loro pratiche da sbrigare, fanno un po' di spesa, devono andare in posta oppure la visita medica, quindi sono le ore che sfruttano maggiormente, e invece è nel pomeriggio che c'è maggiore solitudine ma anche più ore da trascorrere nella calura, e quindi ecco che il centro anziani diventa una risorsa. È aperto con la formula diurna la mattina e il pomeriggio nella giornata di domenica, dove magari alcune famiglie possono decidere di andare al mare, l'anziano può ritrovarsi magari solo anche per scelta, non ha voglia di spostarsi, e quindi ecco che c'è un riferimento in città che quindi resta aperto tutta la settimana. Lei ha sottolineato una cosa importante prima, ovvero quello dell'aspetto sociale, oltre a quello proprio sanitario, fisico, dello star bene fisicamente. Sappiamo quanto le due fasce d'età, quella dei più giovani e quella dei più anziani, abbiano sofferto le tante restrizioni che abbiamo vissuto, la solitudine degli anziani. Sappiamo quanto sia pesata il poter comunicare anche con i familiari non conviventi a distanza. Ricordiamo i saluti dal terrazzo, o magari per chi è un po' più tecnologico grazie ad un cellulare o ad un tablet. Quante sono state queste testimonianze che sono arrivate ai vostri uffici in questi mesi di un malessere legato, ahimè, forzato, perché così doveva essere, per evitare che la situazione peggiorasse ulteriormente? Devo dire che tante, sia nell'esperienza ovviamente professionale, quindi del settore, ma anche in quella umana e personale, perché poi le persone ti fermano per strada e approfittano per fare due chiacchiere, ma anche per esprimerti quella che è stata la difficoltà. Una difficoltà che abbiamo vissuto tutti, perché cominciano a stare strette a me le videochiamate ad 1 anno e mezzo, quindi insomma c'è bisogno proprio del contatto fisico. Io infatti ho ricominciato anche con tutto il mondo delle associazioni, ove possibile, a rifare le riunioni in presenza, perché il sociale, la programmazione anche prevede che ci sia uno scambio forte con le persone, non si può lavorare in maniera diversa. Quindi se da una parte di sicuro il web ci ha aiutato, dall'altra c'è bisogno di riappropriarsi anche nel lavoro quotidiano della presenza. Sono state tante, ma devo dire che le persone hanno anche reagito bene. Noi abbiamo anche cercato di investire, infatti l'abbiamo fatto sostenendo un progetto che è quella dell'associazione Parkinsoniani, ad esempio sulla digitalizzazione, che viene supportato proprio dalle vostre emittenti e trasmesso dalle vostre emittenti. Il pacchetto di informazioni che esce da quel progetto è patrimonio del Comune di Treviso, oltre che degli altri soggetti che hanno collaborato, e intendiamo sfruttarlo, perché è giusto dare agli anziani che se la sentono, ma anche a quelli un po' più reticenti, gli strumenti per poter vivere al meglio anche la tecnologia, e soprattutto a proprio beneficio. C'è da dire però che la socialità è mancata tanto. Il nostro contatto con i presidenti dei centri ricreativi anziani, che sono i nostri punti di riferimento, io invito davvero i cittadini di Treviso a contattarli, a incontrarli. Chi ha un genitore over 60-65 magari si interroga su come mantenere viva una certa socialità. Ecco, i centri ricreativi possono essere davvero un primo passo importante. Sono tutti diversi, fanno attività molto diverse, ma sono molto propositivi. Con tutti i presidenti abbiamo tenuto contatti stretti, perché c'era un forte disorientamento. Lo sentivamo noi perché abbiamo vissuto per mesi nell'incertezza, e quindi figuriamoci poi da parte loro. Abbiamo tenuto un contatto stretto e ci siamo sostenuti nel decidere cosa fare e che tipo di attività eventualmente avviare e come riaprire. Anche adesso ci stiamo confrontando su quali attività è possibile fare o non fare e chi accogliere dal mese di settembre. Moltissimi riapriranno a settembre. Noi come Comune, ad esempio, abbiamo proposto e abbiamo trovato 2 centri anziani che ci hanno dato l'ok, quindi abbiamo proposto, in collaborazione con l'UISP e con un progetto dell'US, del Dipartimento di Prevenzione, abbiamo proposto di declinare quindi su 2 centri anziani. Uno è proprio quello di via Castello d'Amore e uno invece sarà il centro anziani in Alzaia, che è un'altra bellissima area verde, cioè io vi consiglio davvero di frequentarli. Andate a incontrare i nostri anziani nei centri ricreativi anziani. Lì ospiteremo presso i centri anziani delle attività di ginnastica all'aperto. Tutto il periodo estivo
quindi inizieremo adesso nei prossimi giorni più o meno con l'emergenza caldo, luglio, agosto e anche settembre. Ci sarà la possibilità di fare della ginnastica, che ovviamente è pensata per un pubblico più adulto, ma è pensata a 360 gradi, cioè se la persona arriva e quel giorno gli hanno lasciato il nipote perché magari non è iscritto ai centri estivi perché è piccolino o per altre scelte della famiglia, è tornato dal mare e il nipote è lì, come fa l'anziano? Abbiamo pensato anche, ci sono degli educatori che possono gestire i piccoli mentre l'anziano fa la sua attività. È già stato sperimentato, sta funzionando molto bene nell'area di San Liberale, quindi per chi conosce sono i quartieri a nord, San Liberale e San Paolo, e quindi adesso lo portiamo invece nell'area a sud-est, diciamo così, della città, e è aperto, quindi i centri anziani diventano un luogo anche di scambio, di incontro, per cui tutti i quartieri e gli anziani di tutta la città che hanno piacere di farlo e vogliono farlo lì possono tranquillamente iscriversi. I corsi saranno sostenuti dal Comune di Treviso, l'unica quota che dovranno sostenere gli anziani è una quota di circa 9 euro, che è l'assicurazione fondamentalmente. Il materiale viene fornito dall'associazione e per 3 mesi possono incontrarsi. Ovviamente saranno strutturati nelle prime ore del mattino e nelle ore serali, ovviamente, nel tardissimo pomeriggio. Non li porteremo fuori nelle ore di massime, delle temperature massime. Insomma, viene garantita, ecco, l'incolumità, però viene dato, non è solamente aprire una struttura, ma è dare qualcosa, fornire un servizio in più che va oltre a semplicemente aprire le porte e dare una struttura condizionata dove si possa fare socialità, è proprio fornire una serie di servizi che magari altrove sarebbe difficile trovare. È questo lo scopo di questi servizi, di questi centri? Allora, i centri ricreativi anziani forse dovrebbero essere chiamati semplicemente centri ricreativi, perché spesso, non in tutti i 10 casi, ma nella maggioranza dei centri ricreativi occupano sedi comunali, quindi sono sedi della collettività del Comune di Treviso. Sono sedi molto belle anche, mi viene in mente ad esempio si sono trasferiti da poco, si stanno trasferendo, un'altra sede bellissima che va riscoperta, secondo me vissuta, è quella del centro anziani di Villa Letizia, che è inserita in un parco meraviglioso dove io passerei le giornate, se avessi un po' di più tempo, con i miei figli, stendendo una bella coperta a leggermi un libro. Non è molto frequentato, quindi è sempre presidiato, perché c'è tuttora, insomma, il Parco del Sile, ci sono gli anziani, ci sono adesso l'associazione CAI, quindi la banda musicale di Treviso. Stiamo rianimando, stiamo lavorando per rianimare proprio tutto il complesso di Villa Letizia, ma inserito in un contesto verde che è meraviglia, insomma, più unico che raro. E quindi io quello che invito i cittadini a fare è proprio di rivolgersi ai centri anziani. Noi lo stiamo facendo, di trovare nei centri anziani dei punti di riferimento. Noi lo stiamo facendo anche proponendo delle attività alternative. L'ultimo incontro che abbiamo fatto, ad esempio, con i presidenti dei centri anziani, ho voluto che ci fosse presente l'associazione Abi Brat, che lavora all'interno della Brat, lavora principalmente con il pubblico delle famiglie e dei bambini, no? Però hanno una competenza molto, molto più ampia sulle letture, sui libri muti, insomma abbiamo discusso di un sacco di cose e con gli anziani sono nate un sacco di idee, perché poi quello su cui piace lavorare a me, ma soprattutto il sociale, è così, non puoi lavorare per silos standard, no? Quindi mi occupo di anziani, mi occupo di bambini, no, la famiglia è un complesso, quindi cerchiamo di creare dei contenitori dove tutti possano trovare la loro collocazione, la loro soddisfazione, perché nel momento in cui io faccio delle letture animate posso inventarmi qualcosina intanto che i bimbi ascoltano, per invece tenere attivi e passare dei contenuti ad esempio ai nonni o piuttosto che a mamma e papà. Noi stiamo lavorando in questo senso moltissimo anche con Spazio Famiglia. Adesso è in corso, è appena concluso il terzo momento di una sperimentazione che abbiamo deciso di fare proprio con Spazio Famiglia, mettendo insieme Spazio Famiglia e Spazio Donna, che sono 2 servizi del Comune di Treviso sempre afferenti al mio assessorato. Abbiamo scelto il centro anziani di via Castello d'Amore, l'abbiamo rubato per 5 mattinate agli anziani, no, in accordo con loro ovviamente. La mattina loro sono meno attivi lì al centro anziani e quindi lo abbiamo occupato noi, occupato con iniziative di quella che abbiamo voluto chiamare Rete Primi Passi. Abbiamo messo insieme, io le ringrazio di cuore, 5 associazioni che operano su Treviso, le ringrazio di cuore perché hanno dato gratuitamente la loro competenza e i loro
professionisti, la loro energia e il loro entusiasmo, oltre che il materiale, e abbiamo collocato lì per 5 mattine, mezze, 2-3 ore, insomma, ogni giorno fino al 2 luglio, abbiamo sperimentato delle attività per bambini e famiglie e nonni, quindi non solo per i bambini, vieni, mi lasci il bambino e tu vai. No, lavoriamo insieme su cos'è la genitorialità oggi e lo facciamo attraverso laboratori divertenti, musicali, di cucina, la fasciatura, l'allattamento, cioè temi che possono interessare mamme in gravidanza, neomamme o mamme e papà, ovviamente, perché io lo dico, i figli li si fanno in 2, sì. La partita è sempre a 2 sì. E i nonni sono una componente fondamentale della rete del welfare delle famiglie con figli minori, e quindi lavoriamo insieme, stiamo provando a portare contenuti che non sono così, come in questo caso, contenuti legati a una fascia 0-6, li abbiamo portati all'interno di un centro ricreativo anziani, perché gli spazi lo consentivano e perché non si può lavorare per discipline separate, non ha più senso. Anche perché sono sempre belle quelle immagini dello scambio, che immagino sia difficile in questa epoca di pandemia, però lo scambio reciproco tra anziani e bambini, questo darsi a vicenda, gli anziani che hanno tanto da regalare, i bambini che hanno un'allegria e una vita da regalare agli anziani, quindi speriamo che questa situazione epidemiologica ci permetta di tornare a vedere proprio queste attività tra i più anziani e i più giovani, in questo scambio reciproco che è sempre bello anche proprio vedere e vivere anche magari a distanza, però sapere che esiste questa continuità tra i più anziani e i bambini. La interrompo un attimo, Assessore, perché dovremmo avere in collegamento da Isola Verde nel Chioggiotto la nostra, eccola qui, Anna Maria Parisi insieme a Sandro Ponchio, alle loro spalle il camper che vi abbiamo annunciato questa mattina essere arrivato nella struttura nella quale è stato individuato questo cluster legato alla variante Delta, camper che il governatore Zaia ha voluto essere pronto a servizio della cittadinanza per effettuare questi test di terza generazione. Buongiorno Anna, dacci tutti gli aggiornamenti su questo focolaio. Sì, buongiorno Francesca, a te e a tutti i nostri telespettatori. I camper in realtà della ULSS 3 Serenissima, quindi del veneziano, sono 2. Questo alle mie spalle, come vedete, operativo che sta continuando ad effettuare l'attività di monitoraggio con i tamponi di terza generazione voluti appunto dal presidente della nostra regione Luca Zaia, e poi che sono una sorta di cotton fioc, per dirla così un po' alla spicciolata e brevemente. Poi ce n'è un altro alla mia sinistra, però non è proprio visibile, ecco, adesso con le immagini di Sandro Ponchio stiamo cercando di inquadrarlo, e sono i 2 camper che da questa mattina, dalle 10:30 di questa mattina, sono operativi qui, come dicevi bene tu, da Studio Francesca, su richiesta del presidente di regione Luca Zaia, con appunto l'attività della ULSS 3 Serenissima che prosegue incessantemente all'acremente dalle 10:30, come dicevo, di questa mattina. Quasi un centinaio i tamponi già effettuati, sono circa un'ottantina per l'esattezza, quelli effettuati da questa mattina su base volontaria per tutti gli ospiti del campeggio di questa struttura qui di Isola Verde, e in particolare per tutto il personale che ci lavora. Li vediamo che hanno la divisa in rosso con cappellino, maglietta e pantaloncino in rosso. Da questa mattina, da questi quasi centinaio di tamponi effettuati da questa mattina, è risultato un caso di positività. Chiedo conferma, un caso di positività. E invece per quanto riguarda gli aggiornamenti sul cluster appunto di questo campeggio, che è stato registrato però dalla settimana scorsa, dalla fine settimana scorsa,
scorsa. Sono 15 le persone risultate positive, 8 sono tutte non residenti nella ULSS 3 Serenissima, 8 i residenti nel Padovano, 2 nel Trevigiano, 3 nel Vicentino, e resta da capire se i restanti 2 del totale dei 15 da dove vengono. Ancora non si ha una provenienza certa della loro residenza, ma sempre qui del Veneto. Si diceva appunto che sono aumentati i casi così dalla tipizzazione, dal sequenziamento dei tamponi delle persone che sono risultate affette dalla variante Delta, e adesso dobbiamo attendere anche gli esiti delle altre persone di cui si attende appunto questa tipizzazione. C'è da dire però, per logica, Francesca, che se sono tutti facenti parte dello stesso gruppo, resta come si, per logica intendere che possano essere tutti positivi dello stesso ceppo, quindi della stessa variante Delta, cioè quella indiana. Però questo è un pourparlers, per dirlo con certezza abbiamo bisogno delle conferme diagnostiche. E se permetti, adesso io volevo cercare una delle dottoresse del Dipartimento di Prevenzione che da questa mattina è qui, l'ho vista, aspetta un attimo, eccola qui. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Siamo in diretta con Antenna 3, Anna Maria Parisi, buongiorno. Buongiorno, piacere. Dottoressa, lei è la dottoressa Federica Boin del Dipartimento di Prevenzione e Servizio Igiene e Sanità Pubblica ULSS 3 Serenissima. Dunque, i tamponi proseguono, l'attività di monitoraggio che continua da questa mattina alacremente, certo. Che cosa ha messo in evidenza? Certo, lo screening che stiamo facendo oggi a seguito del caso Covid che è avvenuto è uno screening proprio a servizio della popolazione che sta frequentando il villaggio, e è un'opportunità che viene data dall'ULSS 3 Serenissima, servizio regionale della appunto Regione Veneto, e permette a tutti quanti di poter testare il proprio stato di salute, in particolare la situazione Covid. Il servizio è partito questa mattina molto presto in collaborazione con più servizi, con grande collaborazione da parte anche del villaggio, e sta andando molto bene, stiamo proseguendo con l'attività di screening. C'è tantissima gente, vedo, in certo. attesa alle nostre spalle, dietro certo. di noi, attorno a noi, molti ragazzi e anche naturalmente molto il personale che lavora nella struttura. Certo, la prima cosa, il primo obiettivo è proprio quello di tutelare le persone che stanno a contatto con la gente, quindi operatori, staff, bagnini, anche cuochi, e questo dà garanzia di una vacanza sicura all'insegna proprio anche della leggerezza, possiamo dire, proprio perché lavorando sicuri si lavora ancora meglio. Certo, ha usato una bella espressione, mi è piaciuta molto questa parola, la leggerezza, perché certo. Diciamo che nel linguaggio inclusivo è quella che caratterizza comunque quelle che dovrebbero essere le nostre giornate. Certo. Invece con questo cluster scoperto qui la preoccupazione, non glielo nascondo, c'è anche per le persone già vaccinate. Certo, noi sappiamo che comunque la vaccinazione fatta in duplice dose, come è da prescrizione regionale o comunque da ministeriale, garantisce una buona protezione, quindi l'invito è sempre quello anche di vaccinarsi, continuare a vaccinare e anche credere nella prevenzione che tutela ancora di più per quanto riguarda questa pandemia che ci tiene ancora un po' in morsa. Però l'opportunità sicuramente dà immagine di come questa regione stia lavorando veramente molto alacremente. Ecco, dottoressa Boin, resti ancora qui con me perché intanto mi ha fornito uno spunto, volevo dare una notizia a Francesca che proprio domani tutti i presidenti di regione, compreso il nostro presidente Luca Zaia, avrà un incontro con il responsabile italiano per quanto riguarda appunto la questione dei vaccini, perché
perché dovranno verificare, fare il punto sulla situazione, quindi domani ci sarà questo incontro. Nel frattempo lei giustamente sottolineava l'importanza del vaccinarsi, dei vaccini, per che si possa continuare a svolgere un'attività normale, quotidiana. Certo, e anche tutta la nostra regione sta dando grosse opportunità a tutta la popolazione con i grossi centri di vaccinazione, invitando le persone non solo a vaccinarsi ma anche a fare il tampone, proprio per far vivere meglio tutta la popolazione. Grazie Anna. Ecco, un altro aggiornamento, Anna, Francesca. Grazie Anna, sì. ti lasciamo, sappiamo che hai un collegamento. Ci sentiamo più tardi, se hai altri aggiornamenti sì, naturalmente chiedici la linea. Grazie davvero ad Anna Maria Parisi, grazie alla dottoressa del servizio prevenzione dell'USL 3 per questo importante ennesimo sforzo che tutto il mondo della sanità sta facendo ora per contrastare la variante Delta. Domani, come ha detto la collega Anna Maria Parisi, i governatori, tra cui il presidente Zaia, incontreranno il commissario Figliuolo per fare il punto sulla fornitura di vaccini per questa stagione estiva e naturalmente anche per i prossimi mesi. È una sfida che va vinta, Assessore, bisogna assolutamente arrivare a quell'immunità di gregge per settembre, quando tra l'altro le scuole riapriranno. Sì, io sono fiduciosa, però devo dire che credo che i cittadini abbiano capito, perché le vaccinazioni, i dati ci stanno dando ragione, le persone stanno rispondendo bene. Noi ci fidiamo e ci affidiamo all'autorità sanitaria. C'è bisogno, io lo dico da assessore alle politiche sociali, di concentrarsi molto adesso sulla normalità, cioè comunque dovremo convivere, non sappiamo per quanto tempo, ma dovremo convivere con questo virus. Lo faremo attraverso i vaccini, lo faremo attraverso un atteggiamento responsabile, però dico, non dobbiamo pensare di rifermare il mondo, non è possibile. Il benessere delle persone passa attraverso la socialità, passa attraverso una vita con ritmi normali, con i servizi aperti, i servizi, le scuole. La mancanza delle scuole per questo lungo periodo e comunque anche la presenza online per le scuole superiori ha creato e sta creando dei disagi importanti. Li ha creati le famiglie, li ha creati i ragazzi, alla didattica, alla formazione, ma sta creando anche delle ripercussioni proprio sulla loro vita e come concepiscono e come percepiscono oggi le loro relazioni. Allora noi lavoriamo e lavoreremo su questo, lo stiamo facendo con progettualità. Anche 2 giorni fa ero ad un tavolo con l'azienda sanitaria, si stava lavorando, si stava discutendo sulle ripercussioni sui giovani. Io non sono allarmista, perché credo che tutte le persone abbiano delle risorse umane su cui dobbiamo fare leva, dobbiamo partire da quelle, però dobbiamo farlo consentendo a tutti di vivere in condizioni il più possibile normali. Quindi sono certa che i cittadini questo l'hanno capito e saranno responsabili, quindi saranno responsabili nel fare la vaccinazione, saranno responsabili oggi nell'utilizzo della mascherina all'aperto no, ma quando c'è assembramento sì. Io lo vedo già in giro per Treviso, ma io stessa, cioè, me la tiro giù sotto il mento e sei sempre pronta a rimetterla, no? Ce l'hai in borsetta, l'ho visto nelle interviste che facevate proprio qualche giorno fa, no? Le persone oramai ce l'hanno in tasca. Poi il fatto che ce l'abbiamo in tasca non vuol dire che ci rassegniamo ad averla in tasca tutta la vita, però dovremo fare ancora per un po' questo sforzo. Ecco, uniti ce la possiamo fare, dobbiamo fidarci gli uni degli altri, essere responsabili, ma soprattutto, io lo chiedo, oltre a tutelare le fasce anziane da un punto di vista sociosanitario, lavoriamo molto e focalizziamo oggi l'attenzione sui ragazzi, sui bambini. I centri estivi a Treviso ci stanno dando ragione, I numeri sono importanti, sono molto importanti, e quindi le famiglie quest'anno hanno mandato i ragazzi, li hanno mandati molto serenamente, molto più dello scorso anno, che i primi mesi avevamo registrato un po' un calo, no? Rispetto alla norma, e devo dire che ci è arrivato un dato dalla collega, l'assessore Silvia Nizzetto, che sta seguendo la partita dei centri estivi perché è legata proprio all'assessorato all'istruzione e alle politiche giovanili, e il dato che mi dava ieri e che io sto cercando di leggere, adesso andrò a definire, è il dato degli esoneri. Noi quest'anno abbiamo deciso di aiutare le famiglie più fragili, cioè chi ha un ISEE sotto i 6.000 euro, in maniera trasversale, tagliando, senza accessi ai servizi sociali, senza dare etichette,
niente di particolari scalogne alle persone, ma chi ha una difficoltà economica che è certificata da un ISEE sotto i 6.000 euro ha un beneficio e quindi un aiuto da parte del comune. E abbiamo avuto un raddoppio degli accessi. Quindi stiamo cercando di capire come leggere questo dato, perché può essere che alcune famiglie per la prima volta abbiano scelto di mandare i ragazzi ai centri estivi e quindi verificheremo poi i dati delle famiglie, così come invece che ci sia effettivamente un impoverimento e che siamo riusciti a rispondere alle famiglie che avevano bisogno. Obiettivo nostro era comunque quello di dare socialità ai ragazzi e in questa fase l'abbiamo centrato, in questa prima fase. Assessore, c'è un fatto di cronaca che ha sconvolto la Marca Trevigiana, è l'omicidio di Elisa Campeola, Moriago della Battaglia, che ha aperto una discussione intorno a quello che è l'assistenza alle persone con disturbi psichici, in generale alle fragilità emerse anche proprio durante il lockdown con questa pandemia, fragilità già conosciute, altre fragilità che si sono verificate perché psicologicamente è stato un impatto molto forte quello della pandemia. In che modo le amministrazioni comunali possono intervenire in questa situazione laddove da più parti arriva la richiesta di rivedere quello che è il sistema di assistenza di queste fragilità? Allora, il tema della salute mentale è un tema molto ampio. Molto ampio perché ci sono diverse come dire, problematiche e ci sono diversi livelli ovviamente di malattia in alcuni casi o di disagio in altri, ecco, diciamo così, o fragilità semplicemente. Quindi diciamo che quello che sta emergendo ad esempio dal post-Covid poi va definito e delineato. Il caso di Moriago è un caso che ha colpito tutti e che necessariamente ci fa riflettere, ci si è anche già confrontati con i servizi specialistici, quindi il Dipartimento di Salute Mentale, ma io voglio sottolineare che qualunque riflessione, a qualunque risultato arriverà la riflessione che è partita ma che non è nuova, perché ci sono delle, come dire, delle difficoltà di alcuni servizi che sappiamo insomma sono dovute anche, così come è emerso il calo dei medici di medicina generale, così come stanno arrivando al pettine alcuni nodi che se non c'era la pandemia magari non esplodevano in maniera così evidente, oggi invece con la pandemia sono esplosi e li stiamo prendendo per mano tutti. Però quello che è importante, lo dico anche nel periodo estivo, che è il periodo in cui le città si svuotano maggiormente, in cui la gente giustamente va in vacanza, quindi c'è un calo anche dell'attenzione, delle relazioni, delle reti. Ecco, è importante che sul tema della salute mentale nessuno si senta escluso, perché c'è di sicuro, come dire, una fetta di risposte che arriva dai servizi specialistici, dalla psichiatria, dalle cure, dal medico di medicina generale che è il primo che viene interpellato in questi casi, che arriva dal servizio sociale nel caso in cui il caso sia noto, ma non sempre per forza la persona è legata al servizio sociale comunale. Penso ad esempio a disturbi più lievi dove la persona segue la terapia, ha un normale lavoro, perché è importante anche non stigmatizzare, perché abbiamo delle esperienze bellissime. Io tra l'altro provenendo dall'area dell'Opitergino Montense, lì è un po' nato tutto il movimento attorno alla salute mentale e alla lotta allo stigma. Abbiamo esperienze sia di gruppi appartamento, quindi nella vita autonoma, sia esperienze di tipo lavorativo che ci confortano sul fatto che i disturbi di tipo psichico hanno diversi livelli e non sono tutti da etichettare. Ecco, l'importante è che nessuno si senta escluso, quindi ci deve essere la collaborazione delle forze dell'ordine, c'è di sicuro la presenza del comune, c'è la presenza dei servizi specialistici. È importante che la famiglia, la rete amicale, laddove c'è questa rete, e spesso con la salute mentale c'è questa rete perché con altre forme di disagio non c'è, ecco, che si lavori davvero insieme. Io lo dico perché affronteremo, al di là di questo caso specifico, nel periodo estivo, ribadisco, c'è un certo calo, quindi è importante invece che chi resta in città tenga alte le antenne, si senta un po' più investito anche del carico del vicino, dell'anziano vicino di casa, che magari, dico l'anziano, ma i soggetti un po' più fragili che magari intercettiamo
aspettiamo meno, ma nel periodo estivo potrebbe aver bisogno di noi, ma soprattutto, io lo dico e lo ricordo, abbiamo un numero unico emergenze che è il 112, che è in grado di attivare poi tutta la rete dei servizi, perché nel momento in cui c'è un accesso lì, dal 112 parte l'ospedale, l'ospedale se serve riesce a rintracciare il comune di riferimento, le forze dell'ordine, quindi tutta la rete si attiva. Allora, nel momento in cui voi avete un'emergenza di tipo sanitario, sia di qualunque altro tipo, allertate il 112, perché è la migliore risposta e può essere in alcuni momenti davvero cruciale. Assolutamente sì. L'ultimissima battuta: stasera si ritorna in presenza in Consiglio Comunale dopo un lungo stop. E anche questo è un ritorno alla normalità, Assessore. Sì, no, infatti siamo molto contenti, devo dire. Non ne potevamo più lì di fare. I consigli comunali cominciavano a sgonfiarsi anche quella che è la normale dialettica politica, no? Non ha lo stesso effetto attaccarsi tramite in presenza è ben diverso. Sarà un consiglio comunale molto denso, ci aspettiamo che sarà un consiglio comunale molto lungo, ma deve essere così. È la prima volta che ci ritroviamo dopo tanti mesi con i colleghi. Io devo dire, ieri sempre online ho fatto la mia commissione sociale, una commissione congiunta. Si respira sempre una bella atmosfera di dialogo e di vera dialettica politica, quindi finalmente ci ritroviamo a Palazzo dei 300 e finalmente si torna in presenza. Piano piano sono piccoli momenti di normalità che però sono importanti anche per noi amministratori, perché non è facile amministrare, tantomeno in tempi di pandemia, e a volte abbiamo vissuto dei momenti di solitudine anche noi. Ecco, invece così ritrovarsi ci aiuta molto, anche lo scambio di idee. Quindi devo dire siamo felici, sì, questa sera appuntamento in Consiglio Comunale. Primi passi verso quella normalità a cui tutti puntiamo. Grazie davvero all'assessore Gloria Tessarolo, grazie per questo importante intervento sui tanti ambiti sui quali state lavorando nonostante il periodo estivo, nonostante le difficoltà appunto di questo confronto a distanza, ma il lavoro non si ferma. Grazie davvero e allora buon lavoro per le prossime settimane. Grazie, buon lavoro anche a voi che siete sempre in diretta e sempre con noi. Grazie davvero a tutti. Grazie all'assessore Gloria Tessarolo. Noi adesso ci fermiamo perché finisce questa edizione straordinaria, c'è la pubblicità, prima il meteo e poi andremo con la nostra straordinaria A3, lo spazio del mercoledì con la CGIL, parleremo di indennità e decreto sostegni insieme a Sara Pasqualin della segreteria organizzativa della CGIL e insieme a Rossana Careddu della segreteria generale NIDIL. Quindi appuntamento tra pochissimo con la CGIL e io intanto vi ringrazio per averci seguito questa nostra prima parte, ci vediamo tra poco. Rieccoci, ben ritrovati con la nostra straordinaria A3, come ogni mercoledì dedicata allo spazio della CGIL con i temi d'attualità e naturalmente i vostri interventi e le vostre domande. Siete anche voi protagonisti, in qualche modo ospiti di questo spazio per toccare diversi argomenti. Il tema di oggi lo vedete anche dal titolo, è indennità e decreto sostegni bis. Faremo un po' il punto su quelle che sono le misure messe in campo verso i lavoratori. Il numero lo vedete, 04221628 per intervenire in diretta e porre domande alle nostre ospiti. Oggi puntata tutta al femminile, sono contenta e saluto Sara Pasqualin, segretaria organizzativa CGIL, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno a tutti. E in collegamento Skype ringrazio per essere con noi anche Rossana Careddu della segreteria generale NIDIL, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo subito con lei Pasqualin, perché ieri sul fronte lavoro, occupazione c'è stato un incontro importante tra il governo, tra il Premier Draghi e i sindacati. Doveva essere un incontro veloce, in realtà è stato un incontro fiume di 7 ore, ma alla fine si è arrivati ad un punto d'accordo che prevede insomma delle misure proprio a favore dei lavoratori, allargando quella che era la platea iniziale. Inizialmente si era parlato di un blocco dei licenziamenti ancora esteso solo per tessile e abbigliamento, insomma quel settore lì moda, diciamo. Adesso c'è una finestra un po' più ampia, ci spieghi esattamente in che termini? Sì, ieri c'è stato appunto questo incontro, diciamo che ci prendiamo un po' il merito perché viene forse anche frutto della mobilitazione che è stata fatta a livello unitario CGIL, CISL e UIL di sabato, che in cui abbiamo fortemente creduto, perché
c'era questa esigenza, insomma, di fare un ragionamento un po' più concreto sul discorso dei licenziamenti, perché pensiamo che il mondo del lavoro deve essere coinvolto sul ragionamento e su quello che è la prospettiva e la progettualità del mondo del lavoro, perché sbloccare i licenziamenti vuol dire esclusivamente trovarsi con lavoratori e lavoratrici che non hanno più sostegno mensile di retribuzione, quindi, e si trovano in difficoltà, e questo potrebbe creare sicuramente un divario sociale importante, un'emergenza per tutto il paese, perché poi se la gente non lavora sappiamo che in automatico si creano dei meccanismi, insomma, sociali molto, molto importanti che creano grossi problemi nel nostro paese. Dopo questo incontro fiume di ieri sera si è trovata una quadra, si è aperto un po' quello che era il ragionamento iniziale, che prevedeva appunto che per l'industria tessile si mantenesse il blocco dei licenziamenti. È stato aperto anche al settore calzaturiero ed è stata un po' aperta a vari settori. Dopodiché la cosa più importante, che io penso il risultato sia stato questo, c'è stata l'esigenza di dire che prima di procedere al licenziamento si ragioni veramente sull'ammortizzatore sociale e sulle casse integrazioni, che servono per dare ossigeno e servono soprattutto anche per tutto quello che riguarda la nostra attività sindacale, di cercare di fare dei ragionamenti diretti con l'azienda per cercare di creare dei percorsi condivisi dove veramente si trovi la soluzione anche per il ricollocamento dei lavoratori e dove si ragioni su un sostentamento, perché spesso e volentieri sappiamo che il Libera Tutti genera quel meccanismo per il quale si lasciano a casa i lavoratori ma non si pensa alla prospettiva, cioè si ragiona sull'immediato ma non si ragiona sul futuro. L'ammortizzatore sociale, fermo restando che la posizione della CGIL è sempre quella di fare una rivalutazione totale di quelli che sono gli ammortizzatori sociali che ad oggi usiamo nel nostro paese, serve appunto per dare un attimo ossigeno, per verificare l'esigenza effettiva delle aziende di andare a licenziare, perché soprattutto qui a Treviso, io porto l'esempio di casa che mi è più consono, mi è più semplice perché monitoriamo il territorio, le aziende hanno lavorato anche la maggior parte di quello che riguarda l'industria, quindi per quanto riguarda il metalmeccanico piuttosto che tessile, quindi abbiamo un ritorno che tutta questa esigenza di andare a licenziare le persone non si vede. La necessità è quella di avere più tempo, di ragionare assieme. L'altra cosa importante emersa è che si è aperto un tavolo di monitoraggio nella quale le parti sociali sono voce in quel tavolo e quindi c'è una condivisione, un percorso di condivisione che porterà questa bollente estate ad andare in una prospettiva in cui cerchiamo di ragionare assieme per arrivare a fine anno e per vedere veramente qual è il futuro dell'Italia, insomma, a livello economico. È un importante traguardo che è stato raggiunto grazie alle parti sociali e grazie all'apertura anche del governo. Poi le chiederò quelle che sono anche le prospettive per l'autunno, perché avremo un'estate calda, ma anche l'autunno si annuncia non certo più semplice. Abbiamo però una telefonata in linea. Pronto? Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono Maria del Treviso. Buongiorno signora Maria. Sì, pronto? Prego, prego. Sì. Buongiorno, senta, io volevo, forse non è l'argomento, ma volevo chiedere una cosa alla sindacalista, che io, mio marito è invalido, è allettato purtroppo, volevo chiedere perché certe persone prendono i soldi che guarda il suo marito e io non li prendo, cioè chi guarda l'ammalato ha un'indennità, cioè viene pagata perché guarda il marito. E ho sentito dire che solo chi ha lavorato all'INPS, ha lavorato per lo Stato italiano, Enel, luce, gas e telefoni, prendono qualcosa le mogli che guardano il marito in queste condizioni. Quelli che non hanno lavorato in questo settore non vengono risarciti di niente. Seconda cosa, mio marito è stato ricoverato 2 anni fa a Monastieri di Treviso. Adesso mi stanno togliendo l'accompagnatoria a 20 euro al mese perché ha superato il mese in una settimana. Io questo lo sapevo, però se la persona è normale, ok, ma se la persona è invalida e dovevo assisterlo notte e giorno, lavarlo e cambiarlo perché era tanto pieno all'ospedale, ho dato una mano, ma loro questo non lo capiscono. A me quei 20 euro la servono perché ho la pensione minima di 500 più la sua e l'accompagnatoria. Perciò sono cose sbagliatissime
e nessuno mi viene incontro, nessuno capisce, nessuno non sappiamo cosa fare, lei ha ragione e va. L'aumento della pensione di lui non è mai poco aumentata, la mia ogni anno aumenta di 2,50 centesimi o 3 euro, 2 anni fa 3 euro, cioè non so come si può vivere comprandomi anche le medicine, perché certe mi servono e non me le passano per lui. Chiaro il discorso? Ecco. Volevo capire un po' tutta questa storia, per favore, se potete darmi una risposta, come posso fare? La ringrazio, buongiorno. Grazie signora Maria Pasqualino, chi vuole rispondere? Provo ad abbozzare una risposta io, anche se ovviamente è un caso un po' specifico, certo. E nonostante le indicazioni precise che ha dato la signora Maria, noi abbiamo esigenza poi di vedere sulla carta i dati, chiaro. Perché ovviamente l'invalidità civile è una richiesta che viene fatta, io ho capito che il marito della signora insomma gli è stata riconosciuta, dopodiché la base di reddito è anche il ragionamento per il quale poi viene data l'accompagnatoria e quant'altro. Quindi io signora, a lei le consiglierei di prendersi un appuntamento al patronato e magari diamo un'occhiata al caso specifico, soprattutto sui livelli che lei diceva del fattore economico, cioè sul discorso del riconoscimento, come mai le hanno tolto quei 20 euro o quant'altro, insomma, perché lì bisogna andare proprio nel caso specifico al patronato, ho le persone tecniche che riescono a darle la risposta. Per quanto riguarda il ragionamento dell'assistenza alla persona, è una battaglia che la CGIL porta avanti ormai da tanti anni, perché chi assiste le persone, e noi sappiamo oggi che soprattutto nelle famiglie sempre di più ci sono persone che siano mogli piuttosto che figli che si occupano di genitori o di compagni appunto che non sono più autonomi e quant'altro, quello è un lavoro che noi diciamo, il lavoro della cura è un lavoro a tempo pieno che viene fatto e deve essere riconosciuto per quanto ci riguarda dal punto di vista burocratico della questione. È purtroppo una battaglia ancora lunga, nel senso che sempre di più la gestione di persone non autonome, persone invalide viene lasciato, il welfare viene lasciato in gestione alla famiglia, e quindi c'è sempre una persona, spesso e volentieri purtroppo le donne, che devono rinunciare alla loro attività lavorativa piuttosto che ad altro per assistere le persone care, insomma. Quella è una battaglia lunga, noi la stiamo portando avanti in tutti i tavoli in cui ci sono, in tutti i comuni, ma anche a livello nazionale, insomma, perché a nostro avviso deve esserci un riconoscimento anche a livello contributivo di quelli che effettuano questo lavoro qua. Ci tenevo a dirlo perché è un argomento che è comunque sempre sui nostri tavoli e sui nostri ragionamenti. Che riguarda anche molti cittadini. Torniamo al discorso che avevamo iniziato, ovvero quello delle misure dell'accordo raggiunto ieri tra sindacati e governo. Lei parlava di un'estate incandescente, molti temono che i conti della crisi arriveranno in autunno, e davvero lì si vedrà quello che è stato, che sono le conseguenze della pandemia dal punto di vista economico e lavorativo. Sì, allora è ovvio che qui da monitorare ci sarà, gli strascichi saranno per i prossimi mesi, se non addirittura che scavalcheranno sicuramente anche il 2021. È ovvio che ad oggi la percezione è che si aveva fretta di ripartire, cioè c'era necessità di ripartire. Fermo restando che io sottolineiamo un po' dappertutto che la pandemia non si sa ancora com'è finita, cioè nessuno di noi dice che è ancora oggi finita, perché ci sono tutte queste varianti che non si sa che impatto avranno, il vaccino non si capisce se è un vaccino che traghetta un determinato periodo per il quale poi dovrà essere rifatto, c'è tanta confusione in questo momento. C'era l'esigenza di ripartire, nell'esigenza di ripartire c'è anche la volontà delle persone di muoversi, di lavorare, di rimettersi in gioco e quant'altro. È ovvio che quelli che saranno gli effetti della pandemia noi li vedremo a conti fatti tra qualche mese, inizieremo ad avere i primi segnali, ed è per quello che noi come organizzazione sindacale siamo molto attenti e vogliamo essere attenti in tutte le azioni che il governo metterà in piedi per la partita del mondo del lavoro, perché non è nulla scontato. Cioè, anche il fatto dello sblocco dei licenziamenti sembra una questione semplice, ma non è semplice, perché di fatto se tu non hai un sistema che è in grado di ammortizzare un impatto sociale del genere, noi ci troviamo veramente a mettere in ginocchio metà Italia, che è in ginocchio da 1 anno e mezzo, perché non è che quell'anno che è passato ci ha messo in tranquillità.
e se non c'è una progettualità, un percorso condiviso, non si condividono le scelte strategiche da fare nel mondo del lavoro, rischiamo veramente di perdere, di non avere solo il problema di aziende che chiudono, ma di avere nel contempo aziende che chiudono e lavoratori che sono alla canna del gas. Quindi è ovvio che tutto quello che succederà nei prossimi mesi deve essere ben attenzionato e c'è volontà da parte nostra ovviamente di essere in tutti i tavoli necessari per cercare di dare le migliori risposte ai lavoratori e alle lavoratrici, ma non solo, ai pensionati, alle famiglie, alle scuole, perché è tutto sul tavolo. La pandemia ci ha fatto emergere una situazione critica, cioè ha messo tutto sullo stesso piano e questa cosa qui dobbiamo assolutamente essere pronti e preparati per affrontarla. Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Valerio Gianfranco da Cesaggio in provincia di Treviso. Buongiorno. Benvenute alle sindacaliste. Ecco, io approfitto della giovane età che vedo e sono dinamiche. Volevo fare questa proposta. Secondo me è arrivato il tempo, come in Germania da tanti anni, che i sindacati entrano nel consiglio di amministrazione delle aziende private e pubbliche, così si avrebbe più trasparenza e più tutela dei lavoratori. Cosa ne pensate? Buongiorno e grazie e buon lavoro. Grazie. Ha sganciato una bomba, signor Gianfranco, un tema non da poco. È complicato. È complicata perché comunque il sindacato rivendica la propria autonomia. E la propria autonomia sta nel momento in cui il sindacato deve difendere i lavoratori e le lavoratrici e su questo questo è il nostro ruolo. Io e Rossana che è collegata siamo più giovani, però abbiamo ben chiari quelli che sono gli ideali e i principi della CGIL. È ovvio che una sinergia con le aziende, una discussione più approfondita su anche le questioni organizzative all'interno delle aziende può dare l'opportunità di avere un quadro più generale molto più ampio, perché sicuramente e qui mi prendo anche la responsabilità di quello che dico, perché è ovvio che sono ragionamenti che all'interno della mia organizzazione ci sono. Noi andremo anche a una conferenza d'organizzazione e sviscereremo insomma tutte le problematiche, però è ovvio che il sindacato in un mondo in cui un mondo che corre deve corrergli a fianco e deve essere ben consapevole di quelle che sono le dinamiche di contrattazione di un certo livello. È un argomento che discuteremo, prendo la battuta della persona insomma come un'opportunità per un ulteriore ragionamento, però sull'autonomia e sul fatto che noi siamo in primis gli unici rimasti a difendere le condizioni dei lavoratori e lavoratrici, su questo insomma non mi smarco assolutamente. Allora arrivo da lei, Rossana Careddu, a proposito di difesa dei lavoratori e delle lavoratrici per quanto riguarda tutto quel mondo dei lavoratori autonomi, interinali, che sono quelli che hanno subito probabilmente il contraccolpo maggiore di questi mesi, di questi lunghi mesi. Il governo ha messo in campo una serie di indennità, una serie di misure. Facciamo innanzitutto il punto su quelle che sono attualmente le misure ancora a disposizione di queste categorie. Sì, allora, intanto mi ricollegavo appunto su questo passaggio ad una cosa che ha detto Sara prima, che riguarda l'anno appunto di pandemia e il problema dello sblocco dei licenziamenti e quant'altro. La categoria della quale mi occupo io sostanzialmente è composta da persone che hanno contratti a termine, quindi i somministrati con le agenzie, che si sono visti a casa dal primo momento, nel senso che tutti i contratti che erano a termine semplicemente sono scaduti, non sono stati più prorogati e quindi i lavoratori sono rimasti a casa in assenza di ammortizzatori sociali e nel caso in cui i rapporti fossero stati particolarmente corti anche in assenza di disoccupazione. Ecco perché sono stati messi in campo una serie di misure che devo dire sono state messe in campo negli ultimi 2 decreti, perché nei decreti precedenti erano previste delle misure, delle indennità o quelli che chiamiamo dei bonus per i lavoratori ad esempio del settore del turismo e degli stabilimenti termali, ma niente era previsto per i lavoratori somministrati, quindi quelli che sono dipendenti delle agenzie, se non appunto nei 2 settori citati. Con il decreto sostegni e con il decreto sostegni bis, che sostanzialmente ricalca, c'è stato invece un ampliamento della platea ed è stato previsto quindi la possibilità per i lavoratori somministrati di settori diversi rispetto a quello degli stabilimenti termali
e del turismo di poter ricevere, se hanno i requisiti previsti per legge, dapprima col decreto sostegni un'indennità di 2.400 euro e poi col decreto sostegni bis, che è entrato in vigore, lo ricordiamo, il 26 maggio del 2021, di un'ulteriore indennità di 1.600 euro. Il sostegni bis cosa ha previsto? Ha previsto l'automatismo, cioè tutte le persone che hanno preso o si sono visti la domanda di indennità per i 2.400 euro accolta, quindi con esito positivo, si vedranno riconosciuti in automatico, quindi senza la necessità di presentare un'ulteriore domanda, anche 1.600 euro in aggiunta a questi 2.400 euro, mentre tutti quelli che non sono riusciti a fare la domanda o perché non avevano i requisiti o perché i tempi erano più stretti rispetto a quelli che sono stati dati adesso, di fare una nuova domanda. Allora, ricordo che solamente a titolo informativo, le indennità del decreto sostegni era possibile farle, le richieste, fino al 31 di maggio. I tempi erano particolarmente stretti perché le attuative dell'INPS si sono fatte attendere e pur avendo allargato appunto la forbice di tempo, il tempo era comunque poco per una platea vastissima. Col decreto sostegni bis le attuative dell'INPS ancora mancano ad oggi, abbiamo però appunto un messaggio dell'INPS che è uscito questa settimana, no scusate, sto facendo confusione con l'assegno unico, abbiamo il decreto sostegni bis che è abbastanza specifico perché ricalca quello di prima, però l'INPS ha dato un ventaglio di tempo più ampio, nel senso che la domanda di 1.600 euro può essere presentata fino al 30 di settembre. Quindi ci ha dato tempo per tutta l'estate sostanzialmente per poter presentare queste domande e quindi far prendere queste indennità ai lavoratori appunto che o hanno maturato i requisiti nel frattempo oppure non hanno fatto in tempo a fare la domanda dei 2.400 euro. Questi 1.600 euro riguardano non solamente i lavoratori somministrati ma anche parte dei lavoratori autonomi, purtroppo non tutti. Nel senso che c'è sempre comunque un buco che si porta avanti da tutti i decreti che si sono susseguiti in questo periodo. I lavoratori autonomi sono solamente quelli occasionali, però iscritti in gestione separata e che quindi abbiano un reddito superiore a 5.000 euro lordi all'anno. Questa categoria di lavoratori non è molto ampia purtroppo, nel senso che le collaborazioni occasionali sono quasi sempre inferiori ai 5.000 euro lordi e non prevedono quindi l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata. Per tutti questi lavoratori non c'è ad oggi e non c'è stato per tutto questo periodo nessun tipo di indennità. Quindi queste persone si ritrovano sostanzialmente senza il lavoro, senza ammortizzatori sociali perché non sono iscritti alla gestione separata e quindi non hanno diritto, e sono anche autonomi e non hanno diritto all'ammortizzatore, e non hanno nessun tipo di indennità. Questo ad oggi, poi non so se ci saranno altre misure in futuro o se appunto, come diceva Sara, ci sarà magari una revisione delle norme che riguardano gli ammortizzatori sociali e quindi riusciremo ad allargare anche a quei lavoratori autonomi che loro malgrado si trovano in situazioni complicate, perché poi nelle aziende è vero che ci sono i lavoratori dipendenti, ma sempre di più ci sono anche delle figure di lavoratori autonomi che gravitano nelle realtà aziendali e che molte volte hanno delle tutele diverse pur lavorando nello stesso posto. Lei prima ha fatto riferimento un attimo all'assegno unico, sappiamo quanto le cose siano cambiate nelle ultime settimane. Inizialmente sembrava che l'assegno unico fosse rivolto a tutti i lavoratori, dopodiché c'è stata una contromisura del governo per cui l'assegno unico fino a fine anno è rivolto ai lavoratori autonomi, agli interinali, ai disoccupati, correggetemi se sto dicendo delle inesattezze, e nel frattempo, e questo è un assegno ponte, poi da gennaio 2022 invece dovrebbe essere aperta ad una platea generale di lavoratori. Da questo punto di vista come siamo anche proprio sulle domande che stanno arrivando? Facciamo chiarezza innanzitutto su queste misure, visto che il governo appunto ci ha messo mano nelle ultime settimane. Sì, allora diciamo che il governo ha dovuto correggere il tiro, passatemi il termine, in corsa. Cioè la misura sostanzialmente prevedeva una, tra virgolette, abolizione dell'assegno al nucleo familiare così come l'abbiamo sempre conosciuto, quindi il lavoratore
Poi nell'ultimo anno era cambiata anche quella modalità, quindi c'erano stati una serie di correttivi, però il lavoratore dipendente percepisce attraverso l'INPS da un anno a questa parte, l'INPS fa il versamento al datore di lavoro che lo riconosce in busta paga dell'assegno al nucleo familiare. Fino adesso l'assegno al nucleo familiare era sempre previsto per i lavoratori dipendenti. Si è voluto allargare la tutela nel senso di incentivare le famiglie e appunto incrementare quelle che erano le nascite attraverso un assegno, tutta quella politica familiare che è stata, sì, quelle leggi che riguardano appunto l'ambito familiare. All'interno di tutto quel disegno era stato previsto l'istituzione di quello che viene definito assegno unico, cioè non più l'assegno al nucleo familiare ma l'assegno unico, che quindi avrebbe conglobato all'interno come soggetti aventi diritto a ricevere questo assegno anche tutti quei lavoratori e quei soggetti che fino a questo momento non l'avevano mai ricevuto, e quindi i lavoratori autonomi, i lavoratori incapienti e i lavoratori disoccupati. Purtroppo la pandemia, i tempi legislativi, che in Italia sono molto lunghi, non hanno consentito la partenza di questo strumento già al 1° luglio 2021, perché voi sapete che gli assegni al nucleo familiare funzionano dal 1° luglio, ad esempio, di quest'anno al 30 giugno dell'anno prossimo, hanno questa forbice temporale. Non potendo applicare la misura in toto, hanno sostanzialmente traghettato gli assegni al nucleo familiare fino a fine anno e dopo da gennaio si vedrà. Mentre per le categorie che ho menzionato prima pare si parta con questo assegno ponte. Ad oggi, che è il 30 di giugno, mancano anche in questo caso le attuative dell'INPS che si fanno attendere. È stato, come stavo accennando prima, l'INPS ha pubblicato un messaggio il 22 giugno dove specifica un po' come funzionerà questo assegno unico. È bene precisare dall'inizio, ed è una campagna che come CGIL, e Sara, insomma, se poi sbaglio qualcosa mi correggerai, abbiamo messo in campo da subito, la necessità con questi nuovi sistemi è quella che il lavoratore si adoperi per fare l'ISEE, perché la misura verrà quantificata in base all'ISEE del lavoratore stesso. L'ISEE quindi non dovrà essere fatto solamente dal lavoratore dipendente, ma dovrà essere fatto anche dal lavoratore autonomo. Il lavoratore autonomo quindi, una volta fatto l'ISEE, potrà, in base ai tempi specificati dalla circolare attuativa, perché ad oggi non è possibile inoltrare le domande, inoltrare appunto le domande in autonomia o con l'ausilio dei nostri patronati. L'assegno unico quindi sarebbe dovuto partire dal 1° di luglio e le domande dovranno essere fatte entro e non oltre il 31 di dicembre. Già qua fanno una distinzione, la specifico perché è importante. Tutte le persone che faranno la domanda entro il 30 di settembre si vedranno riconosciuti le somme riferite anche ai mesi retroattivi. Quindi, esempio, io faccio la domanda il 15 di settembre, sono un lavoratore autonomo, faccio l'ISEE, faccio la domanda di assegno unico o assegno ponte, come vogliamo chiamarlo, il 15 di settembre. Percepirò anche le quote di assegno ponte che mi spettavano per il mese di luglio e agosto. Se invece io farò la domanda il 15 di ottobre, non avrò le quote retroattive. Percepirò l'assegno ponte solo a far data dalla domanda, a far data dal mese di presentazione della domanda. Quindi l'INPS già fa un discrimine. Queste sono delle informazioni che noi abbiamo perché l'INPS ha emesso questo messaggio, ma non abbiamo le attuative, quindi per chi ci ascolta l'importante in questo momento è fare l'ISEE, perché questa è l'unica cosa che sappiamo per certo, quindi potete contattare i nostri CAF che vi predispongono l'ISEE. Una volta che sia l'ISEE e l'INPS decide di uscire con le attuative e quindi aprire le procedure, attraverso i nostri patronati si potranno fare le domande. Oltre agli autonomi, come vi dicevo prima, si è stabilita la compatibilità di questo assegno ponte o assegno temporaneo anche con il reddito di cittadinanza.
Quindi tutte le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza potranno percepire questo assegno temporaneo, solo che in questo caso sostanzialmente la corresponsione sarà fatta direttamente dall'INPS, perché è l'INPS che ha cognizione del reddito di cittadinanza e quindi sarà anche l'INPS che avrà la cognizione di a quanto ammonterà questo assegno ponte sostanzialmente. Però anche questa è una novità, perché appunto fino adesso i lavoratori disoccupati non percepivano nessuna misura di sostentamento nel caso in cui avessero avuto dei figli minori a carico e quindi insomma da mandare avanti. Quindi riepilogando un attimo, la cosa fondamentale in questo momento è fare l'ISEE, perché comunque l'ISEE fino a quanto, che validità? Cioè se io lo faccio adesso, che validità ha l'ISEE? Allora, l'ISEE di solito ha validità fino all'anno solare, quindi dall'1 gennaio al 31 dicembre. Ora, non lo so se metteranno i lavoratori nelle condizioni a gennaio di dover rifare nuovamente l'ISEE, perché siamo a ridosso, cioè nel senso, va bene che siamo solo a fine giugno, però il tempo vola, no? Quindi non lo so se lì metteranno delle attuative, dei correttivi e quindi cercheranno magari nei famosi periodi ponte come questo di utilizzare gli ISEE vecchi. Questo non glielo so dire, però la validità generalmente dell'ISEE è quella. Cioè quindi i lavoratori a gennaio dovrebbero rifare nuovamente le domande. Questo qua è successo solamente perché si è slittato in avanti con le procedure e con la normativa. Mentre bisogna attendere per inoltrare la domanda per l'assegno ponte in attesa di questo attuativo dell'INPS. Sì. Per quanto riguarda poi l'assegno ponte c'è anche il limite dell'ISEE. Se l'ISEE è superiore a 50.000 euro l'assegno ponte non spetta. Abbiamo capito che poi un termine importante è quello del 15 settembre per avere anche i contributi retroattivi. No, 15 settembre, 30. 30 settembre, chiedo scusa, lei aveva fatto l'esempio del 15, però il termine è il 30 settembre, ecco. Quello che mi viene da chiedere, Sara Pasqualin, ci stiamo dentro, insomma adesso ormai siamo a fine giugno, abbiamo tutto luglio, agosto, periodo di vacanze, ci stiamo dentro come termini in attesa che arrivino questi attuativi da parte dell'INPS o sarà una corsa contro il tempo anche da parte dei vostri sportelli? È di fatto una corsa perché l'assegno unico, anzi l'assegno ponte si va a collocare assieme al momento in cui abbiamo tutte ancora le indennità in corso, abbiamo il REM, il reddito d'emergenza che è stato prorogato, abbiamo anche l'assegno per il nucleo familiare, quello standard per i lavoratori dipendenti, che noi abbiamo già iniziato a fare nei nostri sportelli già dalla scorsa settimana, quindi le persone che arrivano presso la nostra sede per l'assegno familiare dei lavoratori dipendenti stiamo già procedendo a inviare le domande e l'INPS appunto sta rispondendo, li sta lavorando. È ovvio che tutta questa cosa può rallentare la macchina e la corsa è un po' contro il tempo, come diceva appunto anche Rossana prima. Noi adesso stiamo capendo perché quella circolare ha dato dei chiarimenti, quello che manca oggi è la procedura, quindi vuol dire che l'INPS non ha ancora aperto la procedura, c'è una comunicazione, le classiche voci di corridoio che dicono che comunque saranno operativi dal 1° luglio, 1° luglio e domani la vedo un po' complicata. Però è ovvio che per quanto riguarda la CGIL, noi ci stiamo organizzando per dare le disposizioni organizzative perché le indicazioni ci sono, quindi inizieremo a raccogliere queste domande. Dopodiché appena ci sarà l'opportunità di inviarle, cominceremo ad inviarle. È ovvio che la cosa che deve essere chiara a tutti è che devono arrivare con un ISEE di competenza di quest'anno. Questo serve per l'assegno ponte. Quello che succederà l'anno prossimo da gennaio non lo sappiamo, ma fermo restando che l'ISEE sarà l'elemento cardine comunque dell'assegno unico, quindi comunque averlo fatto anche nel 2020 male non fa. Quindi tutti quelli, siccome noi all'inizio l'indicazione era che con luglio partivano un po' tutti, perché a luglio c'era la scadenza del famoso anno di assegno familiare per i lavoratori dipendenti, avevamo dato l'indicazione a tutti i lavoratori: fate l'ISEE, è una procedura che comunque il CAF fanno a livello gratuito, quindi non costa niente per il lavoratore.
È ovvio che questa qui è una base comunque importante che serve anche per l'eventuale futuro dell'assegno unico, fermo restando che noi ci auguriamo che non ci troviamo i 15 giorni prima, che sarà Natale e Capodanno, a dover capire e a correre dietro. Sicuramente è un periodo intenso, prima dicevo estate calda, anche per questi motivi. Le sedi sono affollate di gente che ha necessità di fare queste richieste, insomma. Questo aggiungere... Prego, ci mancherebbe, prego. Il discorso dell'ISEE e della corsa agli ISEE, eccetera, ovviamente noi abbiamo dato le indicazioni che ha detto Sara correttamente, perché ci basiamo sui dati normativi che prevedevano l'obbligo di fare l'ISEE per prendere l'assegno unico. Okay. Tutti i lavoratori che hanno fatto l'ISEE lo tengono nel cassetto, giustamente, tenendo in considerazione che se la situazione non è variata, il rinnovo dell'ISEE a gennaio è molto più semplice rispetto a rifare l'ISEE, indico per il lavoratore, da capo, perché non servirà reperire tutta la documentazione, perché fare l'ISEE è una pratica complicata, perché non è... cioè l'INPS richiede molta documentazione. Se una persona l'ha già fatto quest'anno, rinnovarlo a gennaio, se la situazione appunto sua personale non è completamente cambiata, non è così complicato. Insomma, mi permettevo solo di fare questo appunto, perché magari i lavoratori in ascolto si spaventano nel dover rifare nuovamente tutto da capo, mentre insomma se appunto è tutto come era prima basterà cambiare 2 o 3 dati. Volevo solo dire questo. Ha fatto benissimo a sottolineare, perché è importante, anche perché alla luce delle notizie che si erano avute che dal 1° luglio sarebbe partito questo assegno unico per tutti, molti anche lavoratori dipendenti avevano fatto l'ISEE. Sì. Questo tornerà buono, chi lo ha fatto a maggio, in aprile, tornerà buono poi se ci sarà l'assegno unico per tutti dal 1° gennaio 2022, sì, o andrà rivisto, magari semplicemente rinnovato? Ecco, come diceva Rossana, cioè, rispondo io, come diceva Rossana, insomma, se è ovvio, tu l'hai fatto e abbiamo stabilizzato la situazione ad oggi, se non ci sono grandi sviluppi il rinnovo è la procedura è molto più semplice. Dopodiché è ovvio che qui è sempre una corsa contro le indicazioni che abbiamo. Fino ad aprile c'era l'indicazione che era necessario l'ISEE per fare tutto, cioè l'assegno unico, che sarebbero stati tolti completamente gli assegni familiari, e quindi noi abbiamo dato con anticipo l'indicazione ai lavoratori per evitare che si trovassero all'ultimo minuto a dover predisporre l'ISEE, perché poi serve comunque, il CAF ha lavorato molto anche nei mesi scorsi per fare le domande. Dopodiché bisogna capire, purtroppo adesso questa è l'indicazione che traghetterà fino a fine anno, cerchiamo di gestirla nel modo di dare la copertura e le risposte a tutti quanti, fare in modo che tutti quanti abbiano i tempi per fare le domande e crearsi il ponte, per poi andare a gennaio, io spero, con una situazione più chiara per tutti, perché comunque l'assegno unico stravolge tutto il sistema rispetto a quello che abbiamo oggi, insomma. Abbiamo una telefonata in linea. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Io volevo appunto chiedere agli esperti della CGIL qua se l'assegno ponte aspetta fino alla prole sui 18 anni o ai 21 anni, come era stato detto per la prossima legge che verrà col prossimo anno, insomma. Rossana, vuole rispondere lei? Allora, guardi, sul messaggio dell'INPS uscito questa settimana, la settimana scorsa, l'assegno temporaneo, però questo messaggio parla solo dell'assegno ponte che ci sarà in teoria da domani al 31 di dicembre, okay? Non parla dell'assegno unico inteso per lavoratori dipendenti. La circolare, quindi riferita all'assegno ponte, dice che questo assegno è erogato dall'INPS in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi figli minori adottati o in affido preadottivo. Non parla né di figli fino ai 21 anni che facciano l'università, come si era detto, non fa nessun tipo di discrimine, specifica solamente fino ai 18 anni. Ora, ripeto, si tratta di un messaggio dell'INPS che non è un'attuativa e si tratta è riferito solamente all'assegno temporaneo, non all'assegno unico a tutto tondo. Perché, allora, quello che vorrei che passasse è questo, scusate, mi prendo un secondo solo. Allora, noi
abbiamo le leggi, quindi il governo, lo Stato fanno delle norme che si traducono nell'operatività dell'INPS, no? Perché poi eroga l'INPS. L'INPS, per poter operare, fa le circolari attuative. Alcune volte le circolari attuative sono correttive rispetto alla norma, aggiungono criteri, specificano tempi, quindi noi ad oggi stiamo ragionando sulla norma e su questo messaggio dell'INPS. Non abbiamo niente di attuativo né sull'assegno temporaneo né tantomeno, purtroppo per noi, sull'assegno unico. Quindi io le dico quello che ad oggi c'è scritto nero su bianco da parte dell'ente. In questo caso per l'assegno ponte parla di figli minori di 18 anni, non di 21. Va bene, la ringrazio. Grazie a lei. Prego. Signora, buona giornata. Buongiorno. Lei credo ha usato tanti condizionali prima parlando, perché abbiamo capito che la situazione è in assoluto divenire, nonostante, lo ripetiamo, dovrebbe essere da domani. Se stasera dovessero arrivare gli attuativi dell'INPS, voi eventualmente sarete pronti a iniziare ad inoltrare le domande che vi sono arrivate, che avete iniziato insomma a raccogliere? Sì, o comunque ad aprire dei calendari per fissare gli appuntamenti delle persone che richiedono, come autonomi, incapienti o disoccupati, che abbiano appunto figli minori di 18 anni, facciano questa richiesta. Cioè, banalmente l'INPS finché non fa le attuative non apre le procedure e quindi il nostro patronato non può, neanche anche se volesse, non può fisicamente inoltrare la domanda. Siamo nelle mani dell'ente, questo è sostanzialmente quello che voglio dire, no? È stata molto chiara e ci auguriamo insomma, che arrivi questi attuativi, perché insomma ci sono tanti lavoratori, tanti cittadini interessati. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo di nuovo in diretta con le nostre due ospiti. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Mercoledì 30 giugno prosegue il dominio dell'alta pressione africana. Il mese si chiude con una situazione meteo segnata da un clima ancora bollente. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti pomeridiani in montagna, dove sarà anche possibile una modesta variabilità con, a partire dalle ore centrali, alcuni rovesci o temporali, soprattutto sulle Dolomiti. Temperature calde ma in lieve diminuzione rispetto ai giorni scorsi, minime tra 16 e 22 gradi, valori massimi invece tra i 30 e i 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo poche novità, anche qui tanto sole ovunque, annuvolamenti sui rilievi ma senza conseguenze. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime sui 30-34 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove inizialmente avremo un ampio soleggiamento, a seguire qualche acquazzone sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime infine sui 31 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci in diretta con la nostra straordinaria 3, lo spazio dedicato alla CGIL. Abbiamo parlato a fondo, in modo molto preciso, di quelle che sono le novità, anche se mancano ancora dei paletti per quanto riguarda l'assegno ponte e poi ci si augura da gennaio 2022 dell'assegno unico. Vorrei chiudere con Sara Pasqualini, intanto per capire quelli che sono adesso i fronti sui quali il sindacato è impegnato. Una volta parzialmente chiusa, anche se resta sempre aperta l'osservazione, ce l'ha detto lei, l'osservatorio per quanto riguarda il mondo del lavoro, con l'accordo raggiunto ieri, altri fronti aperti sui quali lavorerete, tantissimi. Vediamo di sintetizzare quelli più importanti. Purtroppo di cose da fare, di discutere, insomma ce ne sono veramente tante. Noi abbiamo la mobilitazione che è stata fatta sabato, nasceva con l'esigenza di intervenire sul blocco dei licenziamenti, però i punti che sono stati portati dalle organizzazioni sindacali erano molti.
c'è la necessità di fare una riforma delle pensioni che sia strutturata e che sia consapevole, insomma, che la gente ha la necessità di andare in pensione con i 41 anni di contributi, ma in una dinamica in cui non possiamo più allungare l'età lavorativa delle persone, insomma. C'è poi tutta la questione dell'occupazione delle donne giovani. Le donne, noi sappiamo, nell'anno di pandemia sono quelle che hanno avuto la maggiore difficoltà, proprio per il discorso che facevamo anche prima, che tutto quello che è successo è stato caricato nelle famiglie, tipo ad esempio anche la scuola, il fatto che c'è stata la scuola a distanza, non è che si potevano lasciare i bambini a casa da soli. Si è partito con una dinamica di smart working, anche lì bisogna intervenire, bisogna fare in modo che ci sia una legislatura che lo sostiene, perché non può essere lasciato alla buona prassi o alla buona modalità di azione. Quindi abbiamo tutta quella questione lì, l'occupazione dei giovani, ritorno sul concetto, perché i giovani erano quelli che non riusciamo a ricollocare, hanno difficoltà ad avere dei contratti importanti, solidi, che gli garantiscono una anche capacità poi di autonomia, di essere autonomi dalle famiglie. Rossana lo dice, ormai nelle aziende non abbiamo più il contratto, non c'è neanche più il contratto determinato nelle aziende, c'è il contratto somministrato, lo stage prima dell'apprendistato, cioè ci sono tutte situazioni che bisogna un po' fare pulizia, un po' fare ordine, per avere veramente delle aziende capaci di investire sulle persone, di investire sul lavoro e di investire su quella che è una progettualità del nostro territorio, fermo restando che poi ogni provincia ha le sue dinamiche, la sua storia e tutto quello che è stato fatto. Dopodiché il fisco, bisogna intervenire anche lì, lo sappiamo, una grande malattia che c'è in Italia, io vado con le parole anche forti proprio cioè qui c'è un'evasione fiscale che è pazzesca, che non drena risorse e devono essere drenate da altre parti, è impossibile, siamo uno dei paesi con la maggiore contribuzione per lavoro dipendente, insomma è abbastanza insostenibile, quindi una riforma generale del fisco, una semplificazione di alcune questioni è fondamentale. Vedi che già di punti ne stiamo mettendo tantissimi sui tavoli, i rinnovi contrattuali, siamo fermi in alcuni settori con i rinnovi contrattuali, non possiamo permetterci, come dicevo prima, di stare indietro a un mondo del lavoro che corre veloce e che non è più solo un mondo del lavoro dell'Italia, ma un mondo del lavoro mondiale, e lo abbiamo visto anche con quello che è successo nell'ultimo anno. E poi l'ho lasciato per ultimo, ma non perché è meno importante, anzi proprio perché vorrei dedicargli un po' più di tempo, la sanità. La sanità è quella che ci ha salvato in questa emergenza. E non vorrei che le persone si dimenticassero che 5 minuti prima dell'emergenza la stavamo privatizzando completamente, si cercava di andare in quella direzione lì. Ci ha salvato, li abbiamo proclamati eroi per i primi mesi, poi come al solito gli italiani adesso abbiamo un po' questo brutto difetto di dimenticarci le cose, improvvisamente adesso ci sono altre priorità, le ripartenze e quant'altro, però la sanità è un settore che dobbiamo rafforzare, dobbiamo investire, dobbiamo mettere tutte le persone in condizione di lavorare, non possiamo avere persone che fanno turni snervanti e devono caricarsi sulle loro spalle una situazione che sappiamo è stata estrema, però le situazioni sono ogni giorno emergenziali. Quindi sulla sanità bisogna intervenire con la Regione con un patto serio, con delle assunzioni mirate, con una stabilità e con anche una stabilità di quei contratti per tutte quelle persone che operano all'interno degli ospedali, ma in vari e generali. Quindi i punti sono tanti, bisogna ripartire assieme e bisogna veramente trovare la modalità di avere un obiettivo unico, che è quello di uscirne a testa alta, ma soprattutto uscirne con una progettualità. Non possiamo più permetterci di intervenire con cerotti. I cerotti purtroppo creano solo altre situazioni, cioè rimangono là, i problemi non vengono affrontati. Se io lo risolvo anche con l'indennità temporanea, l'ho risolto temporaneamente, ma non ho risolto il problema, lo lascio lì. E l'indennità temporanea non è una modalità che possiamo permetterci per andare avanti. Quindi bisogna veramente
risolvere temporaneamente e dare quello che serve in questo momento. Spero che si ragioni anche per eventuali decreti, ulteriori coperture a quei soggetti che comunque vengono fuori da un anno e mezzo di calma assoluta e devono essere messi nelle ricondizioni di ripartire. Dall'altra parte però dobbiamo lavorare veramente trasparenti e mettendoci tutti quanti in gioco su quello che è il futuro del nostro paese, perché il futuro del nostro paese non può essere legato a chi domani deve essere eletto a governarlo. Non so se mi spiego. Lei prima parlava del lavoro, della pressione che c'è anche sui vostri sportelli per le tante richieste che arrivano per le varie misure di cui abbiamo parlato ampiamente. È indicativo della sofferenza, di come abbia colpito duro la pandemia dal punto di vista sanitario non solo, ma anche proprio dal punto di vista sociale e economico. Sì, e devo dire che in quest'anno e mezzo abbiamo visto proprio un po' anche la trasformazione delle persone, nel senso che all'inizio c'era proprio il panico dettato da una cosa che è successa e che nessuno sapeva come governare. Quindi tutti si rivolgevano a noi anche per capire cos'erano gli ammortizzatori, le casse integrazioni, ma tutti veramente a 360 gradi, dai lavoratori e le lavoratrici che non ne erano a conoscenza, mi riferisco principalmente al mondo dell'artigianato, che qui ne abbiamo tante realtà, ma anche i datori di lavoro che si sono trovati in un vortice in cui non si sapeva bene dove uscire, e poi dalle persone che dall'oggi al domani gli è stata stravolta la vita. In un anno è salita la consapevolezza che qualcosa stava cambiando, però c'è ancora un forte dubbio di cosa succede l'indomani, cioè un'incertezza di quello che succede, e soprattutto la gente è stanca di dover aspettare, perché l'impressione che abbiamo oggi è che c'è l'esigenza di avere delle risposte e averle in tempi brevi. Faccio una breve parentesi giusto per l'indennità degli agricoli, che è stata ammessa nel decreto che è partita a fine giugno, deve ancora partire la modalità per fare le richieste. Allora io mi domando, le risposte le dobbiamo dare subito, ma dobbiamo innanzitutto costruirle assieme e fare in modo che quelle risposte siano una modalità operativa per il domani, per trovare la soluzione, come quello che dicevo prima. La gente è consapevole di questo ed è spaventata, come tutti, io immagino, di quello che può succedere domani. Per quello la calda estate e quello che succederà ad autunno deve essere veramente nella nostra agenda la priorità assoluta. Abbiamo l'ultima chiamata in linea. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo sapere, visto che ha parlato di tutti i contratti. Buongiorno, volevo sapere, visto che abbiamo parlato di tutti i contratti, se i sindacati fanno qualcosa per gli interinali, soprattutto quelli interinali in amministrazione pubblica. Adesso anche loro finiscono il contratto e restano a casa. Avete bisogno di qualche informazione in più? Rossana segue la questione degli interinali. Prego, Rossana Careddu, a lei. Allora, nel senso, la CGIL segue i somministrati ex interinali attraverso la mia categoria, quindi sì, nel senso che il sindacato ha cognizione della somministrazione presente nel territorio, soprattutto a seguito della pandemia, perché con l'apertura delle casse integrazioni delle aziende c'è stata cascata l'apertura delle, tra virgolette, casse integrazioni dei somministrati, e quindi abbiamo più una cognizione a livello di numeri. Rispetto alla somministrazione in ambito di amministrazione pubblica e alla scadenza dei contratti, bisognerebbe capire a quanto tempo fa risalgono i contratti, quante proroghe ci sono state, se sono state utilizzate le proroghe neutre e quant'altro. Quindi la domanda, nel senso, andrebbe circoscritta e soprattutto dovrei vedere fisicamente i contratti, quindi invito la signora eventualmente a contattare la CGIL di Treviso, a farsi dare il mio numero di cellulare e contattarmi, fisseremo un appuntamento e vedremo di studiare insomma la situazione, perché come sapete il lavoro a termine e anche quello somministrato a termine è stato investito dal decreto dignità ormai da 2 anni, e quindi dobbiamo sempre controllare, perché
essendoci stata la stretta rispetto alla liberalizzazione fatta con le normative precedenti, rispetto alle tempistiche con le quali vengono utilizzati i contratti a termine, anche quelli in somministrazione, e il conteggio delle proroghe. Quindi dare una risposta precisa così su due piedi è praticamente impossibile. Invito la signora a contattare la nostra sede, le daranno il mio numero di cellulare, fisseremo un appuntamento e vedremo insomma nella situazione specifica cosa si può fare e qual è la situazione insomma che si andrà a delineare. D'accordo signora? Grazie Grazie a lei, grazie. Noi siamo in chiusura, non mi resta che salutare Rossana Careddu, Sara Pasqualin per il loro contributo molto importante, ci hanno chiarito sicuramente le idee su quelle che saranno le prossime scadenze da qui ai prossimi mesi. Grazie davvero ad entrambe, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di giornata, noi ci rivediamo questa sera con le edizioni serali dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30. Grazie ancora e buona giornata.